Eccoci qua, eccoci qua. Gervasio. Allora, aspetta un attimo. Allora, andiamo a modificare il Eccoci tutto. qua. Ciao Rocco, ciao Alessandro. One moment, le operazioni preliminari. Allora, ok. Perfetto. Vado a prendere il tablet, arrivo subito. Eccoci qua ragazzi, siamo pronti. Grazie Api, subito parte alla grande Api, grazie Api, ciao Alessandro, ciao Rocco, ciao Samu, ciao Riccardo, Maurizio, Michelotti. Oh Michelotto, il titolo è per te, oggi. Ciao Charmi. Ciao Palmas, che speriamo sia Giorgia Palmas. Ciao Riccardo, Alessandro Mencarelli. E ok. Allora, vedete che mandiamo messaggio qua. Eh, tu, 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 tu. Ok. Allora. È arrivato il buon Paul. Dai che vinciamo tutto. Ciao Marco. Hai visto Michelotto? Hai visto? Hai il tuo titolo personalizzato per il buon Michelotto. Tutto veneziano a 12 gol nella classifica capocannonieri. Sta umiliando. Sì, il titolo per Maurizio Michelotto. Ma questa è un'altra storia. Firmato Paul Francis Ford Heyman. Ok, vabbè. Direi di partire subito a bomba. Ciao Lori. Allora, schema di gioco. Vediamo se Michelotto riusciamo a recuperarlo perché quest'anno è in una crisi senza fine. Quando gioca fa cagare, quando non è in gioco è perché la freccia al minimo. La storia di Michelotto la potete trovare sul canale di Pole Mangai. Paul racconta Maurizio Michelotto, un uomo che dal niente è diventato qualcosa, ma se continua così ritorna al niente. Firmato il Cume. Ciao Gabriele Marchi, ciao Samu. Eh... Vabbè, vediamo un po' la formazione, vediamo se riusciamo... Oh, finalmente Maurizio ci ascolta. Michelotto è in forma. Terence Paul. Abbiamo Cannistra... Alice Beck è messo male però. Tanto possiamo mettere il Peri. Pintus è fuori. No, Pintus è calma. Però non è in formissima. Però senza Pintus non si vince quasi mai, mi dispiace. Allora, prima mettiamo Peri, diamo un turno di riposo ad Alamos. Ciao Riccardo. Ciao Michael Francone. Mettiamo Charmi, visto che Mito è un po' fuori forma. E niente, Rocco e Bode sempre fuori forma. Intanto teniamo così, però Alice Beck non posso vederlo messo così male. Ora mettiamo il buon Mencarelli. Ok, possiamo andare. Dai raga, dobbiamo assolutamente portare a casa buoni risultati oggi, Un caloroso saluto a tutti voi, Perché mi siamo in piacerebbe arrivare in attesa del Europa calcio League, sarebbe inizio. bello. Siamo Ancora contro un la po' di squadra del pazienza buon e si Heyman, comincia. del porco La di partita di oggi è tra Vai, Cagliari e Venezia. Fabio Caressa e Luca Marchegiani sono pronti a raccontarvi le grandi vai emozioni di ragazzi, questa si sfida. parte Ciao Fabio, io sono dal pronto. Tu Sant'Elia, sei pronto? E a dalla casa? Sardegna Arena. Attenzione Paul Heyman, no Alexandro scusate, vogliamo Michelotto in forma oggi La però mette sulla sinistra.
È più una pretesa. Il Cagliari sta facendo fatica in casa. Non riesce a vincere. Beh, subito Terence che parte, peccato. Manca ancora Terence all'appello. Vai Gervasi, bravo di testa per il Cume che in una forma ipergalattica. Qua la perde malissimo però. Prova a saltare. Attenzione, Emangai. Prova la giocata nello Problema spazio. per il Cume. Cerca spazio. Veneziano la dà Mencarelli. Sulla fascia. Palla al centro. Veneziano di testa subito. Miracolo del portiere del Cagliari. Ciao Jacopo Gasperini. E la difesa Subito riesce sfortuna per ad Veneziano. allontanare. Michelotto. Alexandro. Pintus. Ancora il rumeno. Pole Mangai. Pole Mangai, bellissimo per Mencarelli. E c'è il gol di Mencarelli su assist geniale di Eyman che si abbracciano. Fantastico. Mamma Questi che giocatori inizio per parlano Eyman e senza Mencarelli. velocità. Assist Mancamenti e meraviglioso di passaggio sono Paul. stati un'intesa Mencarelli la piazza. Mamma mia. Mamma mia, Eyman per Mencarelli, un sinistro devastante. E silenzio. Ciao Sidoti. Paul non si scansa ed è 1-0, ma assist geniale di musica e magia Eyman. Lancia il pallone in avanti. È stato Come un è merito per la partito squadra, Eyman? ma si è Come fatto è trovare partito pronto Eyman? con Gervasi. l'anticipo. Veneziano, subito il Cume grande stile, però la sbaglia ancora. Male Cume, male Cume. Andreolli sceglie il lancio lungo. Occhio. Se ne va. Cross. Ai ai ai, Boriello. C'è Charmi. È intervenuto bene sul cross. Ci che manca arrivava da Terez. dietro, non ha trovato Charmi il gol. titolare, ragazzi. Buon per lui, buon per il buon Charmi. Cambierà la musica con Charmi Music. Concludere da una posizione inusuale. Attenzione Boriello. Peccato perché sarebbe stato davvero un gran gol. No! Ed è autogol. No! Mamma mia Ma Pintus. così è comunque regalato. Mamma mia che autogol di Pintus. Al posto di darla a Charmi, non ci credo. Non ci voglio credere. Pintus, errore madornale di Pintus. Al posto di appoggiarla a Mita, la mette in gol. Cioè, no, è proprio sfigato Charmi, poverino. Ha segnato Mencarelli su Con assist l'aiuto degli incredibile di avversari Pole sono riusciti ad andare Mangai. in gol. Mamma mia che autogol. Decide di allargare il gioco. Non ci credo. Cigarini. Errore scandalo. Pensa uno come Pintus, uno dei migliori. Ancora Eyman buono. Si Doccia ricomincia da gelata parte. questa. Lancio lungo del portiere. E intercetta opportunamente. Eyman ancora Questa Gai. azione era pericolosa. Musica e magia Gai. Attenzione Alexandro. Alexandro la dà a Mencarelli ma la perde. Ce la recupera Cerca di Cigarini mettere più un che altro. pallone interessante in aria. Cerca spazio. Sto La gol mette ci ha un in po' profondità per il distrutto. compagno. Soprattutto Pintus che non me l'aspettavo con le passa. cosette di Boriello. Charmi non la prende. Il Gol. pallone è dentro. 1-2 micidiale del Cagliari. Sono di nuovo in vantaggio. Ciao Umberto Guccioni. Sono andati al gol con uno scambio veloce e intelligente. Bellissima azione. Ciao Riccardo, incredibile, Boriello 1-2 micidiale. apre il conto dei gol per questa stagione. Ragazzi, stiamo perdendo, Passano in vantaggio. Rimonta meritatissima. Ma ora devono fare attenzione a non vanificare il vantaggio. Mamma mia che inizio spaventoso. Prova a Eyman, scavalcare il centrocampo con Veneziano. il passaggio. Occhio, può andare. non si può Prova cominciare filtrante. così. Bella Attenzione apertura. Mencarelli. Malissimo. Difficile arrivare su un traversone del genere. Prova a verticalizzare. Ottimo intervento. Ragazzi, ho bisogno di visto il supporto. pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Michelotto. Palla in avanti verso il compagno. Eyman. Riceve il passaggio. Veneziano. E qui Fallo. prende chiaramente l'avversario, dunque punizione. Terence. C'è il Fallo fischio su dell'arbitro Terence. e fallo. Ragazzi, ho bisogno di supporto perché la vedo già L'arbitro grigia. va comunque a dirgli due Bravo parole. Michelotto, sveglia. Vedremo cosa salterà fuori da questo calcio di punizione. No, Picella, ti voglio Hanno bene, però un'opportunità da non sei tu il farsi tiratore. sfuggire. Se riescono a pareggiare su questo calcio Non a farla piazzato, battere al assisteremo nostro sicuramente musica e ad un'altra magia partita. Eyman. Vai musica e magia Eyman.
Peccato. Ha provato il tiro forte, ma non ha trovato lo specchio della porta. Ai ai ai, ciao dottor Puccio. Inizio veramente difficile. Siamo partiti bene con Eyman e Mencarelli, ma adesso siamo addirittura sotto. Ancora Eyman, sta giocando benissimo Emangai. Veneziano. E il rumeno, la sbaglia, il Cume prova. Ah, tiro orrendo del Cume. Perdendo questa palla hanno commesso un Ciao errore che Giacomo. poteva costare molto. E Canavesi, sì, La spinge vieni in tanto in avanti. live. Palla lunga a cercare il compagno Perché no, avanti. però bisogna essere un po' dello zoccolo duro. Vai Peri. Lungo passaggio in avanti. Veneziano, ancora errore del L'azione Cume. si stava Sta giocando facendo malissimo pericolosa, ma Veneziano ha preso oggi. bene il tempo e si è messo in mezzo. Il portiere la calcia lontano. Tutti con noi si svegliano, sì. Gervasi. Il rumeno sbaglia il Cercano passaggio. di rilanciare l'azione dalle retrovie. Poesia in Cercano di movimento superare Ale. la difesa con questo pallone lungo. Api recupera, va Ci fuori. è mancato poco e sarebbe andato in porta. Il difensore però ha trovato il tempo giusto. Bel duello. Sì, minimo sindacale sì, però. Cigarini. Ecco Borriello. L'errore di Pintus ha proprio distrutto la squadra, si vede. L'arbitro Finisce il primo fischia tempo alla fine 2 del a primo 1. tempo. Tutti a prendere un tè caldo. Abbiamo assistito a un bello spettacolo. È stato un brutto primo tempo, anche l'incredibile autogol che c'è stato. Ciao Daniel Andrew. Speriamo per loro che nel secondo tempo le cose migliorino. Veneziano mi ha fatto proprio schifo, lo leviamo subito. Al suo posto Rocco Barocco. Vai. Esce un veneziano veramente Si fuori parte per forma. la seconda frazione di gioco. Barocco. Il Venezia ha ancora un tempo davanti, nulla è Ah. perduto, ma deve assolutamente affrontare questo secondo tempo con un approccio completamente diverso e prendere in mano la partita fin dal primo minuto della Dai ripresa. ragazzoli, dai. Andreoli. Vediamo Rocco se si sveglia, perché se no il prossimo anno il buon Rocco va un annetto anche lui in prestito Con eleganza. a migliorare un po' tecnicamente, perché Rocco deve svegliarsi. Adesso vogliamo i 2 gol di Venezia Rocco. vuole assolutamente rifarsi dopo la sconfitta. Vogliamo i 2 gol di Rocco. Rocco non segna dall'età della pietra. Andreoli. O se no ha fatto un gol, non mi ricordo, ha fatto un gol nel mezzo, ma ha fatto troppe partite senza segnare. Da uno come Rocco non me lo aspetto. Prova la giocata nello spazio. Occhio, Borriello, Un bel Borriello. pallone. Eyman, uno dei migliori oggi, Eyman. Alexandro, dai ragazzi, Alexandro da Rocco. Rocco sbaglia ancora. Dai Rocco, voglia di entrare e spaccare la porta come solo tu sai fare. Imita il Cume, Rocco. Questa Male. non è una soluzione che in genere ti piace molto, vero? Non molto, non sono mai stato un grande estimatore di questa tattica. Soprattutto non mi piace l'idea di portare Speriamo, via Inter dall'area Venezia di rigore insegna, ma vedo una gli squadra attaccanti, un po' uomini giù. che hanno maggiori capacità di segnare. Non è quello il loro posto in campo, è un lavoro che spetta alle ali. Dai ragazzuoli, Pintus giocata alta sulla non si è fascia. molto ripreso, infatti altro errore. Michelotto. Emangai la perde, non era facile. Occhio al cross basso. Attenzione Borriello. Borriello. Bravo Charmi. Stavolta la prende Francarelli. La tira su. Non ho visto chi, scusate. Mi sembra la Picella. Tutti sottotono ragazzi, Mencarelli. Da fare dei cambi un po' più importanti. Sì, barocchino mio. Esce Michelotto, ma non per demeriti, ma perché devo cambiare assolutamente modulo. Ha fatto il suo Michelotto, sta la partita, insomma non l'ha visto protagonista, ma neanche né in positivo né in negativo non lo tolgo per quello. Bisogna recuperare Fioi. Cerca la profondità, sulla fascia. Mencarelli. Peri. Vai Terence, mamma mia, stanno giocando tutti male oggi, A parte Eyman. Cerca l'uomo là davanti. Barocco. Intervento. L'arbitro non ha Barocco. dubbi. Calcio di punizione. Prende il fallo. E l'arbitro gli fa capire che da qui in avanti non si faranno più sconti. Alla prossima scorrettezza. No, ci sarà Gervasino. cartellino. Addio C'è Cristo. spazio, occhio. Vai a Picella. Lui Api. non aveva molte opzioni, bisogna dirlo. Terence. Michelotto. Scusate, Eyman. Eyman. Purtroppo il fisico, il suo tallone d'Achille. Pintus. Niente, Pintus non c'è oggi, Vediamo un turno di riposo a Pintus per la prossima. Prova a superarlo e andare in porta. Il difensore però non ha boccato.
Sconfitta pesante questa, sconfitta pesantissima. Non capisco perché stiamo giocando così male. Peri. Polei Mangai. C'è la palla lunga in avanti. Bode. Arma letale. Barocco. Rocco. Buona azione di Rocco. Eyman. Entra in area. Eyman. Madonna, fuori di niente. Proprio con la sua squadra, Eyman. Una delle migliori partite. Peccatissimo. Quando si tratta di lanciarsi a rete non si tira mai indietro. Grande azione questa, anche se non è riuscito a concludere come voleva. Aspetta, ragazzi. Ultimo cambio. Mettiamo... no, proprio madonna. Oh. Mettiamo Cannistrap. No. Mettiamolo qua perché Mencarelli è morto. E vabbè, facciamo così, l'unica. Passaggio in avanti. Vediamo se il lancio arriva a destinazione. Terence. Eyman Gai. Rocco, Bode, buona azione, vai, arma letale. Si libera la grande. Ah, ma lì, madonna, una delle peggiori partite della serie. Lo spazza via. È arrivato il momento dell'ultimo cambio a disposizione della squadra. Era chiaramente in Sì, debito pesante d'ossigeno. come il culo della Non Bindi, poteva Eyman più Gai. continuare così. Perde palla Eyman Gai. Buon recupero, anche se questo non è il suo ruolo. La generosità che ha mostrato anche in questa occasione dimostra che è Dai, un attaccante sveglia, a tiro raga. completo. Alexandro. In avanti. Rocco. Per arma letale Bode, lo stilista non la prende neanche. Mamma mia, Barocco in difficoltà. Ormai Barocco. Borriello. Non capisco Oggi come un è giocatore da che comincia così le prime partite dell'anno scorso adesso è così in callo da non so quanto, da più di un anno ormai. Attenzione, arma letale, dai Rocco, Palla smentiscimi, larga in profondità. cazzo, almeno un cross Palla in bello. aria. Il Bode di tuffo. testa, male. Ottimo colpo di testa, fuori davvero di niente. Ciao Alice Si è Beck. giocato sulla palla con convinzione. È Ciao mancata Alice Beck, solo un po' di malissimo, non mi sono precisione. accorto di te perché sono incazzato nero, inizio disastroso. Prova un traversone dalla tre quarti. Con un errore di Pintus incredibile. Terence. No, anche te, Andreoli. madonna, stiamo Prova a giocando velocizzare malissimo il gioco tutti con tranne la il Bode. verticalizzazione. E tranne Eyman. Borriello. Fatta solo. Siamo tornati sulla terra, raga, e di brutto anche. Bell'intervento. Apicella, intervento mastodontico di Api. Però la riperdiamo. Borriello. È riuscito a Attenzione, passare. Borriello. Ed eccolo il gol. Ecco il gol. Mamma mia, che imbarcata. Molto comodo ora. Ha portato la Male, palla fino al molto, dentro l'area molto di rigore. male. È stato bravissimo a mantenere la freddezza fino all'ultimo. Non c'è più Finisce tempo, 3-1, qui. una partita Non hanno dominata dal molto da Cagliari. Bisogna dirlo, hanno dato il massimo. Si incazza Ciarmi con Api e Api lo tiene calmo da buon concretizzare. leader, ma non ci sono. ai, qualcosa è venuto a Sempre un scricchiolare piacere forse nel assistere ad una meccanismo del partita Venezia. come quella che ci hanno regalato oggi queste Siamo due tornati squadre. sulla terra. È tutto per questa sera. Un saluto e un ringraziamento da parte di Fabio Caressa. Adesso si comincia. Adesso 12esimi, gli altri cominciano a scappare via. Apicella migliore, ma intanto abbiamo perso. Venezia-Bari contro un'altra neopromossa. Qua bisogna vincere, eh? Qua bisogna vincere, ragazzuoli. Rimettiamo Pintus titolare, che se dopo lo togliamo, però almeno per avere tutti quanti. Alamos, Terence, Zincaro, Alexander. Ok. Però ci saranno dei cambi perché Ciarmi purtroppo, forse ha vinto solo una partita quando è entrato lui, una sfiga. Beh, Rocco, però devi cambiare la partita, cazzo, io sono uscito al primo tempo praticamente, no, Picella però non c'è, aspetta, ho sbagliato io, scusate. Cioè, dovevi cambiarmela, cazzo, invece non è successo niente, quello è il problema. Buon Rocco, da Rocco pretendo tanto, o era un caso come è cominciato, in realtà eri tutto fumo e niente arrosto, o devi andare in prestito, Rocco, perché io voglio un Rocco devastante, voglio lo stilista come i bei tempi. Sì. Barocco me lo sì, vabbè, chiaro, sì, infatti il Kuma l'ho tolto subito, questo è poco ma sicuro. Oh, Rocco
poco in forma, diamogli un'altra chance. Ok, Kuma è fuori forma adesso, Alexandro non bene. Però diamogli un turno di riposo anche a lui che è un po' così. Mettiamo Micro perché Michelotto è già verde. Dani al posto di Alice Beck. Eyman sempre in forma. Fuori Pintus però e dentro Alec. Vai! Tiriamo fuori le palle perché è un inizio veramente di merda. Vai! Benvenuti a tutti. Ci attende una grande partita. Da un momento The all'altro Last i Chance, giocatori vai, Rocco. dovrebbero fare la loro Eyman. comparsa sul terreno di gioco. Micro. Oggi si affrontano Venezia e Bari. No, ho sbagliato io, scusate, però la recupero incredibile Daniel Andrew. Sul centro dell'area. Sbagliando per Nessuno poco. raccoglie Ah, attraverso. mamma mia. Nessuno dei compagni poteva arrivare. Zincaro. Alamos. Eyman Guy. Miki Mbascia con il fallo. Zincaro si è preso a suon di partita comunque titolare, rispetto all'altro anno. L'apprendista di Chopin. Zincaro. Ha vinto negli ultimi 5 incontri disputati. Eyman Guy. Arriva qui con la ferma intenzione di Alerek. interrompere il digiuno. Alerek, madonna Alerek. Peccato. Anche io credo a Barocco, però non so, cioè, i gol con regolarità li ha fatti nelle prime 10 giornate dell'altro anno, E l'altro anno ha giocato tanto Rocco. Cioè, è un po' calato, bisogna capire. Dai, Micro, bellissimo per Barocco. Dai, Barocchino, niente da fare. Dai, Barocco, su. Purtroppo lo stilista è che è un po' il fighetto della squadra. Al centro c'è sempre meno Tutto spazio. tirato, Bisogna se essere è un po' precisi e gasato. veloci nel Adesso lo passaggio. sgasiamo noi. Ghiomber. Anzi, lo gasiamo di gol, Barocco. Hashtag noi crediamo ancora nello stilista. Vai. Prova la giocata nello spazio. Gervasi, si fa saltare malissimo. Conclusione. Mamma mia. Si era creata una buona occasione col dribbling, però non l'ha concretizzata. Vai Samu, vai. E questa è una grande occasione persa. Ha fatto tutto bene, Gervasi. tranne la conclusione. Alerek. Micro. È sempre incoraggiante Daniel arrivare Andrew il per Duca primi al fa tiro in fuori, porta. Questo dovrebbe mettere la partita in discesa per loro. Il Bari ha la difesa peggiore del campionato. Ecco. Vuole la profondità. Terence. Eyman Guy. Il Bravo Venezia Eyman per Micro. finora non ha mai tirato in Micro. porta. Vede Barocco che però la perde subito. Gervasi. Terence. Alamos. Sbaglia anche Alamos. Mamma come sta Cerca di giocando superare la male. difesa con questo pallone. Gervasi. Micro. Eyman Guy prova a tirare per svegliare un po' la squadra. Fuori di Il poco. pallone che esce, un non nulla sopra la traversa. Questo è un gran bel tiro. Credo che il portiere Pray non for sarebbe Rocco. mai arrivato. Pray for Rocco. Alerek. Ci mette il fisico. Daniel Andrew. Conquista il pallone. Rocco Barocco. Eyman Guy, uno dei migliori nelle ultime partite. Eyman Guy, peccato, quel fisico sempre che lo frega. Rocco. Eyman Guy! Madonna! È incredibile Che ci miracolo sia su arrivato. Eyman Sembrava un Guy! Eyman Guy. Bel assist, peccato. Della difesa. Giocando benissimo Eyman, Terence cerca di recuperarla, ma ancora Bari. Cassani. Bella palla ad allargare il Attenzione a gioco. Bascia. C'è spazio per calciare. Può tentare la Bravo conclusione. Alerek. Dai raga, dai. Eyman. Madonna, che male che E giochiamo. hanno Presidente, sfiorato il gol. serve una parola di conforto Conclusione da poi parte del in nostro blocco. Peccato presidente, per lui, perché il tentativo era ottimo. stanno giocando maletto, Alerek dorme, non ci credo. Daniel. Micro. Cerca spazio. Micro per Barocco, mai Cassani. davanti, mai davanti all'uomo Fascia Rocco. opposta. Bell'anticipo, pericolo Terence. scontato. Micro. Eyman Guy. Tenta di calciare. Madonna, Eyman ancora, le sta tentando Il contropiede tutte Eyman molto ben Guy. gestito, ma la conclusione è stata deludente.
Api, dai, Api, dai. Tanto ancora Eyman. Marrone, la poi azione personale nel primo tempo dell'ultima partita è valsa il gol del Occhio. vantaggio. Prova a verticalizzare. Mamma mia. Male, sono un po' demoralizzato su inizio. Può Gol. concludere. Prova ancora. Mamma mia, Gervasi e Mito miracolosi, gol ancora. Questo Muraglia è un anche di gol Api. molto simile al precedente. Il Bari si propone spesso in avanti in cerca del gol. Vediamo se riusciranno a capitalizzare le occasioni che Purtroppo creano. anche se il Cume è fuori forma, però anche i suoi parametri di adesso, i suoi gol mancano. C'è poco da fare, 12 gol ha fatto ancora, mamma mia. Ci è andato molto vicino, però non ha trovato la porta. Bravo Ale, bravo. Però dobbiamo pensare che era una nostra Qui la Venezia, palla ha perché proprio sfiorato il palo. stiamo giocando male. Poco morbido. Rocco. Pallone morbido verso la fascia. Vuole il lancio filtrante. Mito. E la palla finisce al portiere. Stiamo giocando male. Micro. Barocco, dai Barocchino. Ottimo intervento. Eyman la recupera, l'ennesimo recupero di Eyman. Daniel, il Duca! Il Duca fuori. Ma stiamo sbagliando. davvero un gran pallone. Dio Cristo. Certo, non sarà contento di aver sbagliato dopo essere stato messo davanti alla porta così. Un'occasione d'oro. Lo so Michelotto, però in questo momento l'attacco non segna. O torniamo a 2 punte. Palla giocata alta sulla fascia. E intercetta opportunamente. Sarei visto che tentato l'azione era pericolosa. sinceramente. Passaggio in avanti. Appoggia il pallone largo con Mito, eleganza. fuori. Male, veramente una partita molto negativa anche questa per il momento. Zincaro, Prova il filtrante. Barocco. Tega il duro ma efficace. Arbitro che fischia la fine della prima frazione di 4-3-1-2, il precedente 0-0, Silvio nel primo tempo, Berluapi. punto politico. Allora, facciamo così. Dopo facciamo questa prova. Aspetta un attimo. Allora, ok. Proviamo a metterli così. E mettiamo Alexandro per Dani, che si è mangiato veramente un gol anche in forma, era veramente brutto. Ok. E l'arbitro fischia l'inizio della seconda frazione di gioco. Vediamo di salvare il salvabile in sta partita, poi vediamo un attimo il Entrambe le modulo. squadre si sono dimostrate estremamente attente e concentrate, ma nel secondo tempo comincerà a Gervasi. afflorare la stanchezza e la situazione potrebbe cambiare. È troppo lungo, non ci può arrivare. Vediamo Rocco, perché abbiamo già dato via Chino. Prova a saltare il centrocampo. Terence. Prova un traversone dalla tre quarti. Prova a Occhio. passare la difesa scavalcandola col pallone profondo. Vuole la profondità. Api la recupera Passaggio bene il intercettato. presidente. L'Api assassina. C'è la Alexandro, palla vai lunga. rumeno. C'è bisogno anche di te. Eyman la recupera ancora. Eyman show. No, me la stava Pallone dando. morbido verso la fascia. È stato un brivido per Terence. la squadra, ma si è fatto trovare pronto con l'anticipo. E questo è fallo, non ha dubbi l'arbitro. E tu. Ale, sai che tu in un momento non propriamente meraviglioso, eh? Prova a giocarla dentro dalla Terence, però distanza. c'era di nuovo la tua chance per il Ci Cume. prova di E testa. subito.
E subito la sentenza, appena entrato, 1-1, veneziano su assist geniale di Terence. Mamma mia che gol del Cume, Terence Shaw e il Cume, pum, di rapina di testa, appena entrato e zittisce tutti. Il portiere non ha potuto fare niente. E zittisce tutti. Bravissimo lui e bravo l'allenatore che l'ha messo in campo. Che Cume, signori, però c'è un problema, se non segna il Cume è dura per l'altro attacco. Grande assist di Terence. Ancora il Cume, madonna, micidiale veneziano, per poco. Credo che qualcuno sia rimasto con la testa negli spogliatoi. Rocco. Dai Rocco, Terence. Ci siamo un po' svegliati alla ripresa, Apicella ne ha dette di cotte e di crude insieme al Cume. È entrato in spogliatoio anche lui. Mangai, lo stanno marcando strettissimo. il rumeno. Qui da come gli tirano la maglietta sembra che bravo rumeno. Veneziano ha fatto una cosa un po' stanno impensabile, provando a limitarlo onestamente. con ogni mezzo. Bisogna vincerla però, Allontana il pallone. È scattato con non è fallo, dai. Contrasto irregolare e dunque calcio di punizione. Siamo un po' Cume dipendenti, ciò. Veneziano. Prova la giocata nello spazio. Rocco, dai Rocco, dai Rocco. Azione fallo. fallosa, nessun dubbio. Ha la possibilità di andare Veneziano, verso... Eman Veneziano, bello scambio. Ah, peccato, comunque bisogna giocare con 2 punti e forse rivoluzionando un po' il modulo perché se no se gioco sempre da unica punta mi stanco troppo, raga. Le sostituzioni si sono però il Cume non può, è difficile toglierlo in questo momento storico. Terence. Rocco, dai Rocco, dai Rocco, dai. Terence. Oggi bisogna riconoscergli i suoi meriti. Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate decisamente meglio. Terence. Mangai, bellissimo l'attacco Mangai. Bisogna vincere ragazzi. Alexandro penetra. Posiamo movimento Alexandro, peccato. Duro ma efficace. La mossa. Siamo tutti in avanti adesso. Abbiamo gettato il cuore oltre l'ostacolo, però bisogna segnare. No, Apicella ci prova. Attenzione, ci sei. E Mito con nonchalance se la prende. Deve uscire Barocco, veramente spento Barocco. Ed entra le... No, non ho più cambi, cazzo. No, porca miseria. Raccoglie il lancio lungo. Dai, Ayman di testa non ce la fa, ma non è il suo ruolo. Aspetta che mi ci è chiuso il tablet, madonna. Cassani cerca di mettere un pallone interessante in aria. Allarga sulla fascia. Prova il cross in aria. Gervasi, 79esimo, si avvicina a un pari che prova il filtrante. Serve a poco. Attenzione Rocco, prima di uscire regalami qualcosa di buono Rocco. Niente da fare. Ottimo intervento. La mossa. Terence, no Terence, brutta palla persa. Gervasi recupera la mossa. Terence è distrutto. Fallo. Dai ragazzi, sì è vero, stiamo vincendo, scusate raga, è un momento di panico, scusa. Scusate ragazzi, scusate. Bode. Attenzione Mangai! Mangai! No! È decisamente fuori bersaglio la sua conclusione. Scusate. Scusate raga, scusate. Ero ancora fermo alla sconfitta di prima forse. Cazzo, che errore qua di Eman, poteva farci il golletto della chiusura. La vittoria nelle loro mani, aspettano solo il fischio dell'arbitro. Zincaro, ottimo intervento. Il centrocampo con il passaggio. Arma letale, Bode. Cassani, di forza. Terence. Ancora Ayman, ancora splendido Ayman. Ha fatto un assist un po' difficile, peccato. Terence. Prova la giocata nello spazio. Beh, direi che adesso è il recupero del recupero. Calcio Fioi. La mette sulla fascia. No, adesso Gerva. Porca troias. Ha spazio sulla fascia. Mette la palla. No! Dentro. Mito! Ci ha salvato Mito. 1-0, ma la decide il Cume e Mito, ma che fatica. Si chiude la sfida. Triplice fischio dell'arbitro.
Una grande compattezza difensiva e un solo squillo davanti. Questo è bastato a vincere la partita. Dopo il primo tempo la partita sembrava avviata Mamma verso lo mia, il 0-0. Cume l'ha decisa Invece nella subito, ma ripresa sono tanta riusciti a fatica. cambiare ritmo e trovare la stoccata vincente. Forse troppa veneziana Milano in campo. Male tutti gli altri, quasi tutti. Dai, ottavi, la classifica è ancora corta per fortuna. Milan ricomincia a vincere. Grazie Api, il presidente. Si è incazzato, ma ci dà il premio partita che però... si va all'Olimpico adesso, sfida difficilissima. Vediamo un attimo il modulo. Qua però penalizza Eyman. Qua le fasce. Vabbè, difesa da 3 è impensabile. Ciò, questo è pericoloso da morire. Cioè, è bello perché è bello, però... Vediamo con un possibile modulo così. Però chiaramente con un mediani. Ora vediamo se è fattibile. Allora, il medianaccio migliore. Zincaro chiaramente il titolare. Poi potremmo fare Alexandru più Mangai. E qua fare un Terence così, ma porca puttana, no, un Terence proprio, porca puttana, Terence proprio sta fuori da tutto così però. No, non si può fare, non si può fare. Non si può fare purtroppo. Qua sempre una punta. Questo anche è bello, ma sempre una punta, cazzo. Se no così però Paul Heyman c'è il crollo di Heyman, bisogna capire Heyman che altri ruoli può farmi, non mi ricordo. Perde. Però il buon Paul Heyman deve pensare alla partita, purtroppo non al nostro, non alle sue procure. Cioè, così e poi Paul in una forma anche straripante, cioè non puoi. Ecco, li teniamo più bassi, vediamo. È l'unica forse. È l'unica. Però c'ho Alexandru. Non può mettere Alexandru qua, a destra, a sinistra, puoi mettere Alexandru a destra, a sinistra, in tutti i ruoli, anche trequartista volendo, vabbè. È l'unica. Vabbè. Proviamo così. Sì, lo so, Paul, lo so. Ciao Daniele da Doha, grande Daniele.
Allora, potremmo fare così. Allora, mamma mia quanta gente è fuori forma. Mettiamo Peri che è sempre in forma. Alexandro ok. Alexandro mi fa l'80, me lo fa. Zincaro fuori, rientra Micro. Al posto di Terence, Daniel Andrew. Mamma mia come siamo fuori forma, ragazzi. Ok. Male, siamo molto fuori forma, ragazzi, eh. Ciao Yuri. Raga, ho bisogno adesso che mi supportate veramente, anzi che supportate. Benvenuti a tutti Siamo la quelli squadra, che dobbiamo assisteranno supportarci a a questi vicenda incontri. perché Ci siamo quasi. siamo Fra poco tantissimi fuori inizierà la forma, partita. siamo all'Olimpico. La partita di oggi è tra Vai. Roma e Venezia. Luca, secondo te chi sarà il giocatore chiave della partita? Credo che Dzeko meriti una menzione speciale. Ocho, È un grande peccato. goleador e sa anche creare occasioni per i compagni. Inoltre ha una grande dote, va sempre a segno nelle occasioni importanti. Vai, Paul. E questo è un valore aggiunto incredibile. Ma bisogna Certo. recuperare Rocco perché sennò Segnare veramente il è modo dura. migliore in Barocco, cui può fare Barocco, la Barocco. Mette la palla dentro. Male. Questo è un passaggio quantomeno discutibile. Oh, grande Francesco. El Shaarawy. Bravissimo, dai Cume. Dai veneziano che però crossara no, Cume, te prego. Ragazzi, Ale, l'allenatore lo sa che dei periodi che vede più uno di un altro. In questo momento ti vedo meno, Ale, perché Il Venezia purtroppo hai è in fatto un buon momento poco. dal punto di vista offensivo. Ha sempre Però segnato nelle ultime sono sicuro che ti 5 riprenderai la grande, Ale. partite. Il pallone arriva a Dzeko. Ocho. Spazio. Grande Api, ormai Apertura Api molto è efficace. insuperabile. A parte qualche erroretto ogni tanto, Prova Eyman. efficace. Veneziano. Veneziano la da Alexandro. Alexandro Questa per partita Peri. finora non si è rivelata certo avvincente. Siamo Belli. Oh, Rocco! Finalmente, grande assist di Peri. Si è svegliato Barocco, signori. Si è svegliato Barocco. E non poteva mancare un'occasione del Ciao, genere. come la genovese. Giocata davvero molto intelligente. Ma come la genovese, poi Alamos, no? Non sbaglio. Grande Rocco. Davvero una grande partenza, un ottimo inizio. Finalmente Rocco all'Olimpico, El zittisce le Shaarawy. critiche, tante critiche Tocco per Rocco, preciso. addirittura al momento che Rocco era cominciava Dzeko tipo a ha sniffare a visto Milano. partire il pallone, si è Mamma mia, proposto e anche invece no. bene, ma Rocco poi non è sniffa solo riuscito a fare patata. niente. Veneziano. Cerca la Barocco profondità. ci prova, peccato. Queste Barocco ancora, situazioni di Barocco, superiorità Barocco, numerica Cristo. vanno sfruttate decisamente meglio. Nainggolan appoggia il pallone largo con eleganza. Grande Alamos. El Shaarawy. E Shapawi. Bravo Eman. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Pallone verso il palo più lontano. Attenzione, bravo Api. No, la cagata di Api e Michelotto. Grande No. palla di E Dzeko. sulla Michelotto è Anche dopo lo vinto. svantaggio non hanno mai Invece perso Michelotto è la sempre ai nostri gara. pensieri E ora da quanto potrebbero vogliamo anche bene. completare la rimonta. Anche Gervali è sbagliato, però Gol di tutti. grande opportunismo, sfruttando Il il portiere, flick due che si era centrali, creato. La cagata difesa ha atomica. sbagliato, ma lui è stato bravissimo a seguire l'azione e a indurli Mamma mia, non c'è che a all'errore. piovere. Dzeko ha portato la sua quota stagionale a 7 gol. Quanti errori quest'anno in questa live, mamma mia. Si può sbizzarrire il rumeno con Fazio cerca la con profondità. le top fail, mamma mia. Dzeko Micro. è uno dei nomi più caldi di radiomercato. Tu che dici, Luca? Sono solo voci o c'è veramente qualcosa di concreto? Dai. Beh, Fabio, so che ci sono Eyman. diversi club disposti a investire cifre importanti su di lui. Veneziano, E credo che facciano sbaglia. bene, è davvero uno dei migliori giocatori del campionato. Il pallone arriva a Dzeko. Daniel Andrew. Prova a passare la difesa scavalcandola Rocco. col pallone profondo. Fallo su Fallo anche Barocco. piuttosto evidente per la verità. Attenzione, cartellino rosso. Rosso? Dubbi. Rossi per gol Alonso, benissimo, dai che bisogna Ora vincerla. dovranno giocare il resto della gara in 10. Finalmente una buona notizia. Pardo. Peri, autore di un grande assist Vuole il lancio filtrante. per il rumeno. Tentativo verso la Peccato. porta. Può Micro provare. prova un tiro Tiro impensato. da dimenticare. A volte un tiro da quella distanza può sorprendere Ciao il portiere. Christopher. Ha fatto Ciao bene David a Beckham. provarci. Dai, voglio l'entusiasmo, ragazzi. Cioè, la sbornia dell'ultima live ci ha fatto male. Ci è andati sulla terra in maniera molto profonda.
Perché è vero che siamo 1-1 all'Olimpico e con un uomo in più, però vedo meno entusiasmo del debutto in Serie A. Ma non da parte nostra, da parte in campo. Fuori dal campo sì, in campo un po' meno. Dai, smentiamoci. Il rumeno! Madonna, era gol fatto. Ha perso un pallone sanguinoso. Madonna, era gol fatto, non ci credo. È stato bravissimo a sfruttare la situazione. Questo significa essere presenti in campo. Manolas. Non ci credo, il rumeno era un gol fatto, già scritto. El Shaarawy. Alexandro. Manolas. Nainggolan. Heyman. Fallo. Calcio di Fallo. punizione. Boh. Attenzione all'arbitro che sa. Heyman si incazza. Giallo, è giallo. Gervasi. Micro per Heyman. Vai Heyman. Heyman si può distendere. Heyman si distende. Musica e magia. Heyman, sfruttiamo la sua forma. Peccato. Qui è stato bravissimo. Questa è una grande parata. Ah. Nainggolan. Attenzione, sbaglio ancora la difesa. Mamma, meno male che c'è Mito stavolta. Ma giocata nello spazio. problemi. Veneziano ad Alexandro. Attenzione al rumeno. Il rumeno per Emangai. Emangai vede il Duca. L'arbitro non ha dubbi. Calcio di punizione. Il Duca. Fallo sul Duca non fischiato. Versione della tre quarti. L'arbitro fischia alla fine del primo tempo. Mamma e tutti a mia. prendere un tè caldo. Abbiamo assistito a un bello spettacolo. C'è un perfetto equilibrio. Entrambe Dai, le squadre Fioi, hanno dai. alzato una rete a testa. Sta Roma non è impossibile da battere, anche se è 1-1 messa bene in dunque classifica, alla mi fine di sembra. questa prima frazione. Perotti. Micro. Ha Heyman. avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. Micro. Lo No! spazio per il passaggio l'ha visto. Giustamente ci ha provato, ma non ha toccato nel modo giusto il pallone. Il Venezia Dai, Fioi. ha portato a casa i 3 punti nell'ultimo turno, anche se ha faticato non Heyman. troppo per superare Micro l'avversario. Heyman. Un avversario che non ha mollato fino alla fine. Rocco, belle azioni adesso Daniel. No, di là però Daniel, Poteva essere un perché... contropiede interessante questo. Peccato. Cerca di mettere un pallone interessante in aria. Fazio. Attenzione Gervasi, bravo Gervasi se ne va, mancano i gol dei difensori finora. Rocco la prende, non so come, Rocco! Passa. No. Manolas riesce ad Micro. allontanare. Il pallone arriva a Dzeko. Occhio, Si libera la grande. siamo tanto fuori Buona forma, la comunque profondità. questo conta, purtroppo. Le freccette di Serie A contano ancora di più. Mito, bravo. Non si può dire certo che questo fosse un cross da manuale, anzi tutt'altro. Alexandro. Veneziano non ci arriva. Dzeko oggi ha già fatto segnare il suo nome sul tabellino dei marcatori. Micro. La difesa sta lavorando Veneziano. molto per limitare gli Heyman, inserimenti Veneziano. degli avversari. Beh, forse è per questo che hanno diminuito No, l'intensità come no? del pressing. Esattamente, se attaccano troppo la palla e si fanno superare, gli avversari sono abilissimi a verticalizzare Fioi, e dai. arrivare subito davanti al Peri. portiere. Hanno ragione a essere cauti. De Rossi. Mamma mia, non mi piace come stanno giocando, ragazzi. Proviamo Terez nel secondo tempo. Però Magari la sua velocità può aiutarci. bella apertura. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Veneziano, prima di uscire regalaci qualcosa, bene. Cerca spazio. Fuori gioco, fuori gioco. Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate Il decisamente. Bode di Sera lavora purtroppo per adesso. De Rossi. Fa il turno di Sera. Nainggolan. Occhio. El Shaarawy. Prova la giocata. Dzeko, nello no, spazio. Dzeko. E trova bene il compagno. Mito, cosa ha fatto Mito? Perfetta la parata. Sicuramente non una parata semplice. Lo mettiamo alla prossima, Ale. Battuta troppo Brutto, lunga. brutto. Sì, non è serata finora, Prova a verticalizzare. Va Alexandro. Mamma mia. Dzeko.
Vediamo se qualcuno ce la risolve. Bode. Palla in profondità. Alessandro. La mette in mezzo Alessandro. Rocco non ci arriva per niente, per pochissimo. L'azione si stava facendo Gai. pericolosa, ma ha preso bene il tempo e si è messo in mezzo. Carità, un pareggio Ottiene un olimpico buon non calcio è in male, punizione. però. Sì, è vero, appena detto, non t'avevo neanche letto, ma sì, concordo, però è il gioco che mi fa un po' paura. Prova a metterla subito in aria. Fazio. Manolas. Che l'attacco, C'è il fa fischio fatica, Rocco ha dell'arbitro, segnato, è fallo. vero, però. Pole è ammonito, anche stanco, diamogli un po' di riposo, mettiamo Cannistra, perché Polema non può rischiare la squalifica. Gervasi la porta via Micro, bravo anche Micro, buona prova, dai Paul. Vai Eyman se ne va, madonna, Eyman cosa sta nascendo. Prosegue nella sua corsa. Eyman! Non ci credo, la non è parata riuscito a trovare il gol, era una grande Scoruspi, occasione. sì, Scoruspi. Sì, ciao ragazzi, oggi non mi viene niente. Bruno Peres. Oddio, scusate raga. Il portiere della Roma, dai, niente, io sono Prova dislessico. il filtrante. Mamma mia. Vabbè, comunque sono deluso del gioco. Non mi piace che stiamo rischiando Ci ancora. mette il fisico e conquista il Recupero. pallone. Pallone intercettato tempestivamente. L'azione poteva diventare davvero pericolosa. Alexandro. Il Bode. Eyman. Eyman! Buono lo stop e il tiro di prima intenzione. Purtroppo non ha trovato il gol. Eyman si sente ritirare perché è in forma e tira È in grado bene, a di parte imprimere questo grande però. potenza al pallone E anche Cannistra senza entra rincorsa. veramente Certo, pochi la minuti, difesa poverino. gli ha concesso troppo spazio. Il Bode la recupera, attenzione. Arma letale la recupera, calma, arma letale. Decisamente un gran talento. Cannistra penetrato, gol! C'è il gol di Cannistra, incredibile! Incredibile record, è entrato da un secondo, debutto di Cannistra con gol! Primo gol, Era smarcato, subito! non si è lasciato Subito scappare Cannistra, questa non ci grande credo, occasione. recupero Si micidiale è del inserito Bode! molto bene nello spazio e ha concluso con completezza. Incredibile! Incredibile il nostro Rui Costa! Lui è bravo Incredibile, lavoratore che ha messo in incredibile! Effettivamente ha ripagato il mister della fiducia che gli ha dato mandandolo E, in e il campo. mister, come sempre, azzecca tutto! Cannistra, mamma Sono in mia! vantaggio, devono gestire in questi lunghissimi minuti finali. Il maestro, gol e il L'arbitro maestro. controlla il cronometro. Il Venezia Primo resiste gol, ancora qualche finalmente. istante. Complimenti a Cannistra che Subisce fallo, guadagna calcio di punizione. L'arbitro va comunque a dirgli due parole. sì, veramente pazzesco, l'apoteosi. La mette sulla fascia. E la difesa Cannistra, non gol si fa veramente anche cogliere per il morale impreparata. importante perché ragazzi, centravanti vecchio Nangolan. stile Cannistra, lento ma fortissimo coi piedi. Alla De Rossi. Cesar Manuel Ricosta. Finisce così, non c'è più tempo. Una grande battaglia. Che vittoria, Molto grande gol, Cannistra. margine minimo ma decisivo. E anche il Hanno Bode trovato che comunque ha subito la via recuperato del gol. qualcosa Poi di sono stati incredibile. molto bravi a gestire la gara senza concedere troppo. Barocco agli migliore in avversari. campo, Una veneziano non vera è in un prova gran di gol. momento. Grande Cannistra, da scriverlo in chat che c'è stato il primo gol di Cannistra e il maestro e siamo messi bene. Stiamo recuperando, bravi ragazzi. La Juve comincia la fuga come al solito, non l'abbiamo battuta però. La formazione vede Paul Heyman finalmente nelle migliori 11 di novembre. È il mese dei morti, quindi c'è solo Paul Heyman. Grande Paul, mitico. Oh, la picella, eccolo qua, il presidente cinese, che sport incredibile. E il Venezia ammazza grandi, sì. Venezia-Napoli, mamma mia, si prospetta una sfida epica. Super problematiche Cannistra, come l'ha messa però ragazzi, come l'ha messa il Canni, come l'ha messa il Canni. Venezia ammazza grandi, speriamo che ci sia anche il Napoli, ma era ancora in forma, strepitoso il Cume, lo teniamo un po' ai box perché non è in un gran momento. Vediamo, Alex Beck, fatalità anche sfigata, mettiamo nel posto del rumeno.
Dark Star per Gervasi. Diamo fiducia a Michelotto. E vai Peri che ha fatto anche un grande... Peri che lo giocatore può giocare sia a destra che a sinistra. Dai che gonfiamo la rete a San Paolo. Ci siamo quasi. I giocatori dovrebbero uscire dal Vai. tunnel degli spogliatoi da un momento all'altro. Maurizio Michelotto. La storia la potete trovare su Poleman Guy Channel. Ciao a tutti da Vai. Fabio Caressa. Alice Insieme a me Beck. per la telecronaca di oggi, Luca Il Bode, il Bode, il Un Bode. saluto a te, Fabio, Mamma mia, subito e a come parte tutti il gli Bode. ascoltatori. Rocco! Spero di assistere Madonna, a una che inizio. piena di gol e spettacolo. Luca, chi pensi possa essere l'uomo che dà Che grande assist del Bode però che ha fatto veramente Lorenzo per cannistrare. Insigne, un talento davvero straordinario. Lui è il vero regista offensivo della sua squadra. È devastante come esterno d'attacco, ma può Dai, giocare ragazzuoli. anche come seconda punta, sfruttando la sua Alice imprevedibilità Beck ritorna sulla dopo un campana. po' di inattività. Non posso Alice essere Beck d'accordo con te, Luca. per il Bode. No, che cagata è. Prova a giocarla dentro dalla distanza. Jorginho. Hamsik. Il Napoli Fioi. può contare sul reparto d'attacco che raramente sbaglia. Nelle ultime 5 partite sono sempre andati in gol. Ecco, Insigne. Apicella si fa saltare. Recupera Yoga Bonito. Il Bode la perde. La butta in mezzo. Ecco che parte il cross. Riesce ad intercettare. Dark Star la perde male. Ma c'è Maurizio Michelotto. Michelotto, l'uomo venuto dal nulla. Preso sempre in giro il povero Gulliver. Ma adesso è diventato Gulliver. C'è spazio Occhio. per calciare. Mertens. No, davanti ha tolto la palla, dai. L'arbitro indica chiaramente. Ma dai, guarda come si incazza, ma guardatelo. Sembra un po' gay, però si guardate come si incazza, Eyman. Rido per non piangere, rigore inesistente, proprio. Inesistente, Eyman si incazza un po' da checca, ma è rigore inesistente. In modo organizzato, non arriva a questo punto. Non è costretta a commettere questo tipo di falli. E Mito ci fa cantare. 1-0. Vaffanculo, non ne para uno di rigore. Insigne, gol. Ha mantenuto i nervi saldi, freddissimo. Palla da una parte, portiere dall'altra. Che schifo, e si Lorenzo comincia Insigne così. batte il portiere per la quinta volta in questa stagione. Vabbè. Quinto gol Hanno per trovato Insigne. subito il gol del vantaggio. E adesso avranno più spazio. Alice Beck. Yoga Bonito. Ora, Bonito! Non serve a niente, ma Bonito c'è. Il signor Tognin Bonito. Ragazzi, però male, nel senso che ha vinto con la Roma veramente non so come. Stiamo giocando male anche adesso, perché sono squadre forti, però... Rocco! Fuori! Ha perso un pallone sanguinoso. Per poco non pagavano con il gol. Il Venezia. La stessa partita, anche se bisogna dire che è stato un match equilibrato. Dai ragazzi, ha faticato non poco per portare a casa il risultato. Eyman si cazza, tante monete, sono trequartista, un po' ticco, Eyman. Palla in profondità sulla fascia. Bravo Api, finalmente, dai. Dai, Venezia Inter insegna. Alice Beck, Yoga Bonito la dà molto bene a Rocco. Vai Barocco. Rocco la perde male. Cerca di mettere un pallone interessante in aria. Michelotto, grande Michelotto, Gulliver. Prova la giocata nello spazio. Arma letale. Nasdaq. Effetto serra male. Fallo, calcio di punizione. Fallo. No, eccomi. Lancio lungo del portiere. E Mangai di testa, che cuore Mangai, la vuole riscattarsi dopo l'errore. Verso la fascia. E la difesa Alice Beck, il Bode. Eyman non ci credo, ecco perché tira da fuori ragazzi. Eyman si incazza ancora, ma l'allenatore sa quel che fa. Eyman, super tiro miracolo. Il Bode per Terence, non ci arriva Nasdaq. Eyman Gai, questo brutto. Jorginho nell'ultima gara. Il Bode, sempre stile coprire del Bode, Rocco
Rocco! Fuori, ma Perdendo questa Cristo. palla hanno commesso un errore Ce ne che stiamo potrebbe stare mangiando. molto caro. È stato bravissimo a sfruttare la situazione. Questo significa essere presenti in campo. Incredibile. Arriva Mertens e passa. Attenzione, bravo Peri, Prova a giocando un scavalcare il benino dai centrocampo con il Peri, bravo passaggio. Peri. Callejon, palla larga in profondità. È stato un Bravo brivido per la Peri, squadra, Mito. ma si è fatto trovare Mito! pronto Muoviti, con anticipo. madonna. La mette in avanti. Callejon prova a passare la difesa scavalcandola col pallone Occhio. profondo. Si libera la grande. Ancora Mito, non pare rigori, mi ha parlato il resto però. E passa. Solo con i Attenzione rigori, al tiro. ancora Mito, solo con i rigori, merde, solo con i Cerca rigori. spazio. E ora deve concludere. Mertens. Ancora Mito. Ottima la parata del portiere. Ha mostrato una gran classe, un'autentica parata di Rinvio da rivedere, ai ai ai. Prova il filtrante. Pintus C'è il è tiro. tornato sui suoi livelli. Sono stati graziati dopo aver perso palla in maniera incredibile. È stato molto attento accorgendosi dell'errore della difesa e cercando subito di sfruttarlo. Mito, bravo. E il portiere la fa sua. Bode. Rocco ancora per Eyman che è veramente ispirato, lo sento veramente fortissimo Eyman. Ottimo Grandissimo. intervento Ah, di che copertura. Rocco, non si è ancora sbloccato del tutto. E Anche se ha intercetta segnato Eyman. opportunamente, visto che l'azione era pericolosa. Arma letale. Lo stilista per effetto Serra. Arma letale. Rocco. Terence! Madonna, ma quanto siamo sfigati a giocare. Noi con le grandi giochiamo bene. Vai. Partiti, è iniziato il secondo tempo. Rocco la recupera benissimo, bravo Rocco. Rocco la recupera. e Barocco se ne va. di gettarsi in avanti in modo scomposto, Terence non ci facendo credo, saltare ma siamo tutti gli veramente equilibri. impegolati. C'è Stiamo ancora giocando adesso, tutto sono il più secondo contento tempo perché sto giocando davanti per bene. ribaltare il risultato. Peri la recupera benissimo. Però la recupera di nuovo il Napoli ancora. Peri no! E fallo. Il Venezia ha adesso 2 giocatori ammoniti in questo. Ammonito! No, vabbè. Darkstar. Emangai. Madonna in una forma micidiale Emangai. Ha preso la squadra per mano Emangai fa tutto Eman. Ah, peccato. Ragazzi, lo vedo veramente in una forma strepitosa. Bisogna sfruttarla, sta cosa. Era lanciato in porta, ma la difesa ha chiuso bene. Callejon. La piccella. C'è la palla lunga in avanti. Adesso Eman ci fa l'assist, me lo sento. Usai. Il Napoli arriva a questa partita dopo un risultato positivo, frutto della grande intelligenza Bravo tattica del Terence. proprio allenatore. Ha preso Barocco. delle decisioni che nessuno si aspettava. No, Barocco, è stato molto no. coraggioso e il suo coraggio alla fine ha pagato. L'ampiezza del gioco sembra essere Barocco una ce la recupera. Che caratteristica strano importante giocatore della che è loro Barocco in sto Sì, periodo. assolutamente. Cercano di allargare il gioco per Si stanare è visto la difesa poco Ale, avversaria, niente Ale, non riesce a trovare la sminuirla forma. e creare gli spazi in mezzo. E hanno ragione, perché per quanto tu sia bravo, non è facile passare se ti ostini Dai, a Alisbeck. sfondare al centro. Sveglia, amore mio. E trova bene Bode. compagno. Il Bode per Trova la Rocco. profondità. Cambi. Esce il Bode. Entra Alexandru. Togliamo Peri ammonito Eman, devo tenerlo per forza. Mettiamo Alec. Sì, l'unico che può giocare a punta unica è il Cume, c'è poco da fare, solo il Cume fa riparto da solo. Attenzione finalmente Ale! Prima di uscire che avevi sogno Ale! No! Portiere, perfetto. Cosa ha È stato preso? bravissimo. Questa è una grande parata. No, iniziano il cross anche no. Devo cambiare i ruoli, sì. Ok, scusate allora. Vai. Vai.
Troppo larghi. Ok. Sento con Siri che anch'io condivido. Alexandro. Pericolo sventato almeno per ora. Pintus. La mette sulla fascia. Pintus. Gulam. Prima difficoltà per Pintus comunque in 2 stagioni, Insigne. Prova a spingere sulla corsia di sinistra. Incredibile come stiamo Prova la giocata perdendo, è nello pazzesco. spazio. Vediamo se il Pallone Q. intercettato tempestivamente. Non capisco. L'azione poteva diventare davvero pericolosa. Hamsik. Prova il tiro. Tiro da dimenticare. Mamma mia. C'era quasi. No, 3 ma punti è poi troppo, qualcosa è raga. andato storto. Michelotto. Emangai. Bella serie di passaggi. Veneziano. Probabilmente questa azione poteva essere gestita meglio. Certo, da qua su è facile dirlo, in campo è un'altra cosa, però. Dai ragazzuoli. Usai. Allan. Dai Alerek non ce la fa. Hamsik. Gulam. Insigne. Se ne va. Non li teniamo. Pintus è la prima volta che è in difficoltà. È le prime partite sono. Pallone verso l'area Manca di rigore, Terence. ma nessuno è riuscito ad arrivare. Ha cercato di crossare subito per anticipare la giocata, Dai, Fioi. ma non ha avuto nessun effetto. Veneziano. Cerca Prova un il tiro un po' fuori. ispirato, ma non so più cosa fare. Non c'era nessuno, cazzo. Hamsik. Gulam. E passa. Occhio. Ah, Piccella non è mai fallo. Non ha dubbi l'arbitro. Cerca spazio. Ha la possibilità di andare Occhio. verso la porta. Gol. Il volo. Hanno trovato il gol. E questo può essere un passo decisivo verso la vittoria. Ha avuto Prima tutto il grande tempo che per ci ammazza. coordinarsi, non poteva sbagliare. Si è inserito molto bene nello spazio e ha concluso con freddezza. 2-0 dunque. C'ho il Napoli è forte, ci sta. Gulam non riesce a servire il compagno. La giocata troppo Veneziano corta. sbaglia. Il suo sguardo di scusa al compagno dice veramente tutto. Appoggia il pallone largo Pintus. con eleganza. Prova a passare la difesa. Alexandro scavalcando Romeno. col pallone profondo. Però se Prova la Veneziano giocata nello non spazio. segna facciamo Si libera tanta la fatica, grande. non va bene. Ecco Pintus, il cross. Nasdaq, Terence, Incornata. gol adesso. Bravo, Ecco finalmente il si gol. sveglia Pintus. Ecco il gol. Oh. Bravo Ci Terence. aspetta un finale intensissimo dopo questo gol. Grande azione, tutta la squadra si è mossa perfettamente, Manca con i poco, tempi però. giusti. Ha sfruttato nella maniera migliore questo Dai un portiere. miracolo, dai un miracolo. Terence. E ora è tutto di nuovo possibile. Davvero un gran finale. Manca troppo poco. Ci mette il fisico Alerek. e conquista il pallone. Prova il filtrante. Usai. Dai, Palla in troppo out, poco, ci sarà basta, è rimessa finita laterale. purtroppo. Ottimo intervento. Vai, l'ultima Ha visto il chance, pericolo dammela, ed è gioco di riuscito merda ad anticipare veneziano. l'avversario. Terence la butta su per Rocco. Un passaggio in avanti nello spazio. Rocco però ha un problema che... Cioè, non fa, cioè, fa il gol, però non dà una cazzo di mano. Cioè, guarda il bode di quanti ne recupera. Rocco ne recupera molto Dice meno che può rispetto bastare. al Oggi bode non del sono Kuma, stati certamente purtroppo. fortunati, è vero, però ci sono L'unico anche difetto è delle quello del colpe sulle piccolo quali Barocco. dovranno Bell'uomo riflettere. perché sicuramente è un bel Sono riusciti pacco, a però... cambiare l'inerzia Vai. della partita. Il gol iniziale li ha messi in ginocchio e non sono stati capaci di recuperare. Comunque il risultato è giusto. Peccato. Prima grande che ci distrugge. Ciao Giove. Sì, che ci distrugge neanche tanto, in realtà alla fine 10° posto, 20 punti, c'ho Napoli è terza, che spola. Milan è risalito bene, cazzo. Vabbè, dai, tanti gol subiti, però ne subiamo veramente tanti. La testa alta sì. Anche Mangai migliora, Rocco Barocco sta migliorando. E adesso Venezia e Fiorentina, un'altra terza e agosto, un dicembre micidiale. Proviamo a ristringere un po' le qua perché sono troppo larghe, concordo. A questo punto...
Ok, si ritorna al modulo vecchio, è l'unica purtroppo. Ah, ecco perché no. Seconda punta, che sboro, grazie. Ah, cosa abbiamo buttato via, raga? Adesso ho visto, sei accorto, vaffanculo. Mi hanno squalificato, ma vaffancuore. Purtroppo non tutti, che la crescita purtroppo non è per tutti. Allora, Cannistra. Oh, Alex Beck. Torna in forma. Ok. E andiamo così, ma dai, come seconda punta. Benvenuti a tutti i telespettatori che assisteranno a questo incontro. Ci siamo quasi. Vai. Tra poco inizierà la partita. Vai ragazzi. Oggi è tra Venezia La e coppia Fiorentina. strana. Ciao a tutti da Fabio Barocco, Massa. ciao Barocco, vuole imitare il come su tutto, anche su come fa la cacca. Un Questo è saluto a te, Barocco. Fabio, e a tutti i telespettatori. Spero. di assistere Vai, alla vediamo se la partita coppia piena di bionda gol e spettacolo. comincia a diventare la super coppia. Veneziano. Veneziano alla Prova a seconda giocare nello punta, abbiamo spazio. sprecato una partita. Fuori di pochissimo. Dai ragazzi. Però Alex Beck non deve vivere di Venezia Perugia. È vero che ha vinto il miglior gol, ma anche se quello di Terence, secondo il mio parere, era più difficile. Fascia, è libero. Non deve vivere di rendita. Mencarelli. Allontana. Alamos. Cannistra ha una grande chance. L'autore del gol decisivo con la Roma. Dal punto di vista realizzativo sono sempre Mamma mia, me la sentivo dentro. Con i trequartisti devo imparare a tirare di più, ragazzi. Lo sto provando anche perché hanno veramente dei tiri micidiali. Vai. Cannistra bene per Veneziano. Palla in profondità sulla fascia. Non c'è Vai, vai Ale. Mencarelli. La difesa fa il suo, allontana la Zincaro. Gol! E c'è il gol di Zincaro, mostruoso! Con deviazione, madonna Zincaro, l'apprendista di Chopin. Si è guadagnato il posto titolare, ormai non lo toglie più nessuno. Mamma mia, fortunato, ma gol comunque a Zincaro. Malgrado la distanza ha trovato un gran gol. Mamma mia, raga, che gol di Zincaro. Che gol di Zincaro. Non so se andrà sui Puskás Award, ma tagliazione clamorosa, però comunque il gol è suo. Yes. Ecco una domanda che fa l'allenatore velocissima: se secondo voi è meritato il premio dell'Oscar del gol al buon Alex Beck, che ha fatto un gran gol, però io ero convinto la mezza velocità di Terence. Il vantaggio l'hanno trovato, ora non devono pensare che la partita Occhio. rimanga la stessa. Gli avversari sicuramente organizzeranno una reazione. Ho già il bel assist di Heyman per Veneziano, che secondo me era il più bello, e la parata di Mito, quella in sequenza, però secondo me lo salvataggio di Alamos forse era più decisivo, più difficile, però. Il Venezia ha lottato fino alla fine nell'ultima partita, ma non ha saputo evitare la sconfitta. Oggi l'allenatore si aspetta sicuramente una reazione. Tanto deviata, lo so. Lancio lungo, però se non c'era la deviazione erano dei gol da Puskás. Che si faceva molto Cannistra. pericolosa. Il Cume beffato, 1000 gol, nessuno da Oscar, anche se quello col Milan, quello a incrociare sarà sicuramente un papabile, secondo me. È stato un gol, l'ho rivisto l'altro giorno, però vabbè, basta di dire cazzate, pensiamo alle cose più importanti, cioè vincere con la terza della classe. Zincaro, Cannistra, Veneziano, vai Cume, il Cume la dà Mencarelli, ha spazio sulla fascia, c'è il cross. Rocco. La difesa riesce a spezzare Veneziano comunque non è nel suo momento migliore, beh, dopo l'inizio così ci può anche stare pokerata al Milan, di tutto e di più. Tenta l'affondo sulla destra, buona la sua progressione. Prova il filtrante. Ecco Babacar. Dov'è il Bode?
Ah, brutto fallo di Ale. Babacar. Gervasi esce bene. Cannistra un po' bloccato. Può provare. Si era creata una buona occasione col dribbling, Grazie. però non l'ha concretizzata. È riuscito a trovare l'angolo di tiro nonostante partisse da posizione molto defilata. Questo è proprio un giocatore che vede la porta. A monitor, no, non so più seconda punta adesso, L'arbitro lo chiama cartellino giallo. Si è ricordato nonostante il vantaggio, bravo. O se no, Ale, devo decidere io chi mettere purtroppo in questo momento, perché purtroppo ci sono giocatori a destra che stanno Passaggio rendendo avanti. di più. Però non E preoccuparti, il Ale, tocco non è preoccuparti, verso il guarda, ritornerà il tuo momento magico. Badeli, che Tu ti nella sei scorsa troppo, partita ha dopo il una Perugia hai frattura pensato di di essere già testa. arrivato ai grandi livelli. E invece Ale deve ancora farne di crescita, come tutti noi chiaramente. Veneziano. Sì, mi ha dato un messaggio a Zincaro però del gol sulla chat, perché se qualcuno fa la sintesi non so, però scrivete che Zincaro, per quanto deviato, ha fatto un grandissimo gol. E anche Cannistra. Decisivissimo quello di Cannistra. Vuole la profondità. Barocco. Prova il Barocco girante. per Ale, dai Ale, dai Ale. Grandissimo Ale, yoga bonito! Finalmente il Cume. Sulla destra. Mencarelli. Alice Mette Beck. fuori. Cannistra non ci arriva. Zincaro. Pintus, Nasdaq. Palla larga in profondità. Mencarelli, vai Mencarelli, il geometra. Pallone verso l'area di rigore. Barocco, Nessuno è niente da riuscito ad fare. arrivare. Cristiano Biraghi. Dopo mettiamo il Cume più avanti però, E magari mettiamo Rocco La come mette seconda sulla sinistra. punta. Perché il Cume è proprio il classico centravanti, non sa fare altro. Cioè sa fare solo quello, lo fa bene però. Pintus. Prova la giocata nello spazio. Rocco, Cerca spazio. Veneziano un po' sbilanciato, passa. ma il Cume può tirare i suoi Tiro. missili, Palla fuori di madonna. poco e finisce così il Colmina l'ha Sono segnata qua certo fuori, che saranno neanche di contenti poco. della prestazione del primo tempo e del punteggio. Ora cercheranno di mantenere alto il ritmo per non dare agli avversari la possibilità di recuperare. 1-0 alla fine della prima frazione, risultato in bilico. E credo che il No, però secondo tempo Rocco. sia tutto da No, vivere. lo tenerò così. Facciamo un po' più avanti, però, ok. Basta così. Lo so, Mencarelli. E iniziano i secondi 45 minuti. Rocco, dai! Dai, Rocco! Venezia Peccato. è in vantaggio. Come ha fatto tanti di quei gol all'inizio. all'inizio. La macchina non si è Davvero inceppata, una bella serie però di è un po' una C'è riposo. Badeli. Si libera la grande. Bade l'attenzione. Prova il filtrante. Gil Bella Diaz. apertura. Prova la conclusione. Mamma mia. Peccato perché si era venuto a creare un'occasione interessante. I palloni in profondità sono difficili da leggere per questa difesa, ma non Mito. possono concedere così tanto agli avversari. Presidente Api. Pintus. Salgono con molti più uomini in questo inizio di secondo tempo. Mencarelli. Sanno No, che è un Mencarelli momento cosa decisivo della fa? partita. Mamma mia, che errore di Cerca la Mencarelli. Non profondità, ci voglio sulla credere. E prova il cross a tagliare. No, Mito cosa ha preso? Tipo portiere di hockey, grande Mito. Cannistra per La Alamos. Fiorentina ha offerto un'ottima prestazione nell'ultimo incontro. Alamos, soprattutto dal Alamos, punto di vista Alamos, Sì, Alamos, mi sembra Alamos. evidente. Ha Ha preso un deciso po' di troppo alzare forse il Alamos. centro della squadra nel momento giusto. È stata una scelta coraggiosa, ma che alla fine è stata premiata con un risultato Alamos positivo. bellissimo. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Alamos. Cannistra. Prova a scavalcare il centrocampo con il passaggio. C'è il fischio dell'arbitro e fallo. Ma L'arbitro si avvicina, può starci il cartellino. Ma che roba è? Arriva. Giallo. Il Venezia ha adesso 2 giocatori ammoniti in questa gara. Mi sembra che stiano puntando sugli esterni Api. adesso. Senza dubbio. E tu che ne pensi? Ma penso che abbiano deciso di giocare più larghi per creare più spazi, Pintus. per avere maggiore libertà nella gestione del pallone. Prova la giocata nello spazio. C'è fallo. Cos'è? L'arbitro va a dirgli 2 parole. E qui forse poteva anche tirare fuori il Scusa? cartellino. Scusa? Ah, ecco. Prova la conclusione. Grande Mito. E il gol è stato negato da un'incredibile parata.
Ha colpito bene la palla, ma il Pintus. portiere ha risposto veramente alla grande. Cannistra, bravissimo per Rocco. Rocco vede il cume. Rocco vede il cume. Eccolo qua, non le sbaglia mai da là, non sbaglia mai da là. Yes! Comincia a essere molto comodo ora. 2-0. Veneziano forse la Era proprio sul filo del chiude. fuorigioco, ma è riuscito a scattare oltre l'ultimo difensore con un tempismo perfetto. È arrivato Yes, torna il gol l'ultimo veneziano. cambio a disposizione della squadra. 2-0 dunque. Bravo anche Rocco, grande assist di Barocco. Ora possono permettersi di controllarla. Pallone morbido verso la fascia. Vuole tirare. Troppo alto. Ci stanno provando, un po' da tutte le Sì, posizioni. assist Evidentemente maiuscolo, non sì. vogliono ancora darsi per vinti. Grande grande Antonio. La Fiorentina Apicella. non sta facendo un pressing asfissiante. Cercano di mantenere le distanze, Fabio, con prudenza, perché sanno che gli avversari puntano Bravo molto sugli Pintus. inserimenti in velocità e i movimenti Pintus è senza tornato, palla. ragazzi. Questo è un Rocco. movimento, un passaggio Rocco ha riuscito provato una e cosa sono veramente da forte. genio del Fare no, attenzione a non sbilanciarsi troppo. c'era riuscito. Rocco è molto strano. Rocco ancora. Veneziano, pallonetto. Scavetto del cume. Guardateli da screen, da screen, da screen, da screen, da screen. Mamma mia, da screen. Il cume l'ha messa, ma cosa ha fatto? Splendido pallonetto. Mamma mia, Barocco grande assist, ma il cume come l'ha messa? Schizzare in piedi tutti i Come l'ha messa? Rocco Show, ma il cume, guardatelo. Hop di scave. Beh, questo senza un senso logique, signori. Senza un senso logique. 3-0 dunque. Mamma mia, un solo cume. Grande ancora Rocco. Ottima copertura. Ma qua il cume ha fatto un gol quando il Netti cume si in sveglia. errore, Guarda che roba, guarda che interrompendo la manovra roba. prima che diventasse davvero pericolosa. 3-0 la Fiore, ammazziamo le grandi. Peccato col Napoli. Fallo è anche piuttosto evidente per la verità. Grande Michelotto. Che gol del cume, mamma mia. Mamma mia, Rocco 2 assist meravigliosi, ma il secondo gol del E qui cume è prende chiaramente tantologia. l'avversario, dunque punizione. E l'arbitro gli fa capire che da qui in avanti non si faranno Questo più sconti. è un alla prossima gol scorrettezza ci che sarà sarà ricordato, cazzo. allontana. Canistra la partita sufficiente, Niente da ma fare, niente di più. non passa. Mencarelli. Prova la giocata nello spazio. Palla Mencarelli, intercettata. oggi teniamo questa squadra qua, non voglio far cambi. Il portiere la calcia. Se lo merita. Poteva essere E un qua di testa contropiede Pintus soffre un po', ma interessante c'è Api, questo. siamo Peccato. tranquilli con Api. Se ne va. Cazzo che numero. Continua ad avanzare verso l'area. Voglio il clean sheet. Buono il Voglio il clean cross sheet. Grande back. Prova a saltare il centrocampo. Rocco, C'è il leggermente pallone ispirato largo, Rocco. eleganza. Finalmente, Pastore. 2 punti da giocare Rocco. Barocchino è ritornato, Saponara ha la possibilità di andare verso la No, porta. Babacar no. Bravissimo, madonna, Ale, che intervento alla Api proprio, Cerca alla spazio. Gervasi. Prova a passare Veneziano la per difesa, Rocco, la scavalcandolo coppia col pallone bionda sta profondo. cominciando a ragionare, manca solo Paolo Bode, il Bode manca, arma Allontana il letale. pericolo. Back di tacco, madonna, yoga bonito, veneziano. Mette il fisico e conquista il pallone. Mamma mia che cuore il cume, che partita di Respinta della veneziano. difesa. Palla in avanti, Zincaro. verso il compagno. Rocco, Palla intercettata, ottimo il suo senso della posizione. Prova a metterla subito in aria. Apicella, silenzio Babacar. Saponara. Osso, ancora Api. Finisce qua, E Venezia tutto. 3, Fiorentina L'arbitro 0. dice che può Grandissima bastare, fischia la fine della prestazione. gara veramente a senso unico, hanno letteralmente ridicolizzato la difesa avversaria. Hanno costretto subito l'avversario ad inseguire e questo sappiamo quanto conta dal punto di vista fisico e mentale. Buono. E il Venezia è nono, niente, sta Europa è ancora lontana. Beh, in realtà 2 punti. Quindi siamo tutti là, ecco. Oh, Barocco sta aumentando molto.
Sì, sì, abbiamo capito, abbiamo capito. Sì, ci sta, purtroppo senza deviazione era un tiro un po' così. E invece il gol del Cume veramente forse può essere un papabile, manca ancora tanto, magari c'erano 10 gol più belli, però sicuramente un bel gol per un attaccante potente, un gol particolare. Sono molto molto soddisfatto, questa è una partita molto importante questa. Siamo contro il Chiavo Verona. Ok, vediamo Alexandro, ma mamma mia. Pole Mangai torna dal torpore, il torpore maniano. Pintus, madonna, però quest'anno meno in forma del solito, eh. Entra Pardo, speriamo bene. Tu. Terence non è in un gran momento, eh. Ok. Perfetto. Rocco c'è. Vai. Sì, Eyman in una forma senza ritegno. Ci siamo quasi. I giocatori dovrebbero uscire dal tunnel degli spogliatoi da un momento all'altro. La partita di oggi è tra Chievo e O se Venezia. qualcuno chiaramente può chiedere a me e al presidente Api, Un saluto, Fabio, come si a te dice, e agli amici che la ci possibilità di un prestito per migliorarsi. Quindi potete anche chiederli se volete. Bella apertura. Io lo dico, ve lo ricordo. Birsa. Dai, Fio, andiamo avanti. E passa. Birsa. Cerca cross in mezzo. Ocio! Prova di testa. Buon cross, peccato per la conclusione. Ha messo in mezzo un cross Vai. fantastico. Peccato che il compagno non l'abbia sfruttato Daniel. meglio. Vuole la profondità. Eyman, Michelotto, c'è Zincaro che è in una condizione Intervento al strepitosa. limite, ma mi è Hai sembrato ragione, regolare. però cioè, non si può. È squalificato Zincaro. Lancia il compagno in profondità. No, ma che cagata è? E c'è gol del Chievo. Vai. Hanno trovato subito il gol del vantaggio. Non c'è neanche Adesso avranno più Zincaro. spazi. Cazzo, squalificato. Hai ragione Michelotto. Il Venezia sta attraversando un buon periodo dal punto di vista realizzativo. Sono sempre andati in gol nelle ultime 5 partite. Non ho capito sto gol subito. Ottima pressione la sua. Micro. Palla recuperata. Cerca di mettere un pallone Rocco. interessante in aria. Fallo su Barocco. E qui prende chiaramente l'avversario, dunque punizione. Oddio. Deve fare attenzione adesso, l'arbitro gli ha dato l'ultimo avvertimento. Dovrà fare molta Porca attenzione, Torinano. puttana, ecco perché ho La partita è ancora sbagliato. lunga e l'arbitro lo tiene d'occhio. Dio Cristo, no. Grazie. Grazie, cazzo, grazie. Errore dell'allenatore stavolta. Spero di riscattarmi. Palla in Cazzo. profondità sulla fascia. Primo vero errore. Buona lettura difensiva, sarà però calcio d'angolo. Alexandro Rumeno. E la difesa se la Il cava rumeno con un po' in grande ombra in sto mestiere. periodo. Nicolò Pardo. Cioè, quando entra Passaggio Pardo, siamo che sfiga. Oh, Il Pareto. Chievo Nel Verona senso, sfrutta tutto il campo Siamo con una questi fatica. movimenti verso l'esterno degli attaccanti. Sì, Fabio, ma non sono sicuro che sia la cosa migliore da fare. E perché? Beh, perché sacrifichi troppo gli attaccanti, li allontani troppo dall'area di rigore. Certo, attirando i difensori sull'esterno crei spazi al centro, ma poi in mezzo non ci sono gli uomini che hanno maggiore speriamo non ci costi dimestichezza caro con sto errore. Questo è fallo, non ha Cos'è? dubbi l'arbitro. Cos'è? L'arbitro gli si avvicina, può starci il cartellino che infatti arriva. Giallo. E i giocatori esprimono Ma tutto il ma loro dai! L'arbitro però è irremovibile. Può Buttala provare. via di tacco. Che riflesso del portiere. Ce l'hanno fatta! 1-2 veramente da KO. Il portiere non è riuscito a bloccare e allontanare questa palla e l'autore del gol non si è lasciato sfuggire l'occasione. Non ho parole, Il portiere sto con in il suo silenzio, errore guarda, ha in favorito il silenzio. gol. Adesso deve cercare di stare tranquillo e rientrare con la testa in partita. Qua serve il Cume.
Etemai apre il Di solito le grandi rimonte questa cominciano con stagione. qualcosa del cume, ma ssbaglia. E si riparte. Quando andiamo da vicino un all'Europa 2-0. League ci tremano le gambe, non siamo ancora con due pronti, reti di fioi. scarto possono anche permettersi Non siamo di ancora gestire pronti la all'Europa. partita. Pardo la perde. Si libera la grande. Vuole la profondità. Bell'intervento e l'arbitro dice che non è fallo. Alexandro, Prova il cross. Api, Micro, Veneziano, Se ne va. Ci mette il fisico e con questo fallo il sul pallone. cume. E l'arbitro assegna un calcio di punizione interessante. L'arbitro lo richiama in modo deciso. Ancora Alexandro. una scorrettezza e dimostra No. il cartellino. Era per il pardo, Di Dio essere marcato a Cristo. vista. Un altro fallo e potrebbe vedersi sventolare in faccia un cartellino. La carica agonistica va bene, ma non deve esagerare. Eyman, Prova a metterla subito in aria. Rocco. No, Rocchetto. Cerca la profondità sulla fascia. Sulla fascia. È Sta libero. giocando malissimo. Prova il cross in aria. Aia. Api la recupera. Alexandro. Prova la giocata nello spazio. Cerca spazio. Veneziano, E Veneziano. passa. Tocco Rocco. preciso. Birsa riconquista la palla. Può Veneziano. colpire. Prova a giocarla dentro dalla distanza. Pallone morbido verso la fascia. Darkstar non ci arriva, malissimo. Pardo. Occhio alla conclusione. Mito ci salva dal baratro. Ci prova di nuovo. Siamo tornati sulla Bel terra tiro sul comunque, a parte portiere. le vittorie con la Roma e Il portiere Fiorentina. si è ritrovato la palla addosso. Però ma l'importante in non queste possiamo con le situazioni piccole è far avere il così piazzamento cagare. giusto. È stato un brivido per la squadra, ma si è fatto trovare pronto con l'anticipo. Comunque per Nicolò Pardo il soprannome è il paroliere, per tutte le barzellette meravigliose che ci regala. La lunga in avanti. Attenzione Alexandro, Prova il tu che cambio di Gatto gioco. Pardo. Che Gatto Pardo porta sfiga, non vorrei, mettiamo il paroliere. A prendere un tè caldo, fine del primo tempo. Sì, Venezia è un po' così oggi, troppi balgordi abbiamo fatto, Mito, miglior parata, miglior salvataggio. Come si dice? Che poi la cambierei il miglior salvataggio, farei una cosa che si estende a difensori e portieri così da non avere 1000 parate solo di Mito. Miglior assist Polema, miglior gol Alice Beck, ci gasiamo, card, felicità e tutto. E poi facciamo una partita bella e una brutta, una bella e una brutta. Dai, Si riparte per il dai, secondo. sono esigente ragazzi questa Fallo, squadra perché può dare calcio di tanto di punizione. più. Si avvicina al difensore. Rosso? Ed è rosso. Yes! Espulso. Questo può davvero Dai, adesso abbiamo una decidere la chance. gara. Bravo Barocco che si fa fare il Chievo rosso. Verona dovrà affrontare il resto della partita in 10. Vai. Questo è un classico esempio Eman di Gai. mancanza di lucidità Eman del Gai. Fabio. Questo fallo doveva essere evitato. Anche il giullare, sì. Forse anche il più bello il Buona azione giullare. sulla destra, vediamo come Alexandro, Alexandro, deve svegliarsi Alexandro, Gobbi prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Eyman. Dai, Contrasto calcio in no! punizione. E qui forse meritava un giallo. Meno diciamo male, per essere cazzo. solamente verbale. Beh, uno può avere anche più di un soprannome, quindi il Pardo sarà il giullare o il paroliere. Eyman. Prova a scavalcare il centrocampo con il Veneziano, passaggio. la Vuole da profondità. Rocco, poi Rocco la da Alexandro. Cerca il secondo palo. Rocco. Con le piccole giochiamo veramente male. Radovanovic. Pallone morbido verso la fascia. Alexandro. C'è fallo. Vai. Apicella. Il nostro presidente deve portarci. Niente da fare. Apicella sbaglia. Non Api. La recupera però, la recupera. Api. Daniel.
Brutto intervento, fuori tempo, calcio di punizione. Brutto l'intervento, adesso inevitabile arriva anche la Ammonito sanzione. Micro. Cartellino giallo per lui. Dai Micro, dai che si rimonta. Entra il Bode che se non è in forma mettiamo uno fresco, vediamo cosa combina. Michelotto. Vediamo cosa ci combina. Ed ecco l'ultima sostituzione a disposizione del mister. Michelotto dà un abbraccio decide per anche. una doppia sostituzione. No, non posso neanche metterlo Ale, non ho finito i cambi, sì è vero. Vai. Birsa, ottima pressione la Vai. sua. Palla recuperata. Vai Pardo. Pardo show. Pallone intercettato. Intervento davvero provvidenziale. Birsa. Michelotto. Prova Eyman. un traversone dalla tre quarti. Il Bode. Alexandro. Alexandro, siamo una porta fortuna il fatto che non possa uscire. Che grande parata. Sicuramente non una parata semplice. Se saltelli, segna Michelotto. Se saltelli, segna Ci mette Michelotto. il fisico Il e nostro conquista il Gulliver. pallone. Dai Gulliver, dai Gulliver. Gulliver. Azione L'uomo curiosa venuto dal e niente, subito. ragazzi. La storia la potete trovare su Playman Channel. Attenzione all'arbitro che sa il cartellino. Mamma mia, che bella la Giallo, storia di è Michelotto. giallo. Un uomo inutile che non contava niente, sempre bullizzato da chiunque, anche da sua madre. Adesso invece è un protagonista nella serie, è pieno di soldi, ha anche fighe, ha un po' tutto. Dalla merda al tutto. Viva Michelotto. Colpo di testa. Però Una non riusciamo a buona iniziativa, segnare. ma non è bastato. Michelotto. Eyman. Attenzione Eyman. Michelotto, ci sta dando tutto Michelotto. Ha avuto l'onore di essere presentato da Paul per primo, una cosa che non capita a tutti nella vita. Eyman. Deve fare il passaggio. Fallo! Ma perché a noi no? E marcare a uomo è uno Michelotto la dei modi recupera, come è entrato Michelotto, ragazzi. Bode. Eyman prova anche di testa, lui ci prova. Allontana la palla. Ormai, è durissima, Fiori. Ciao Darkstar. Darkstar anche Prova la a palla. verticalizzare. Maurizio, Michelotto. Il Bode. Arma letale, fallo. L'arbitro non ha dubbi, calcio di punizione. Eyman. Ancora niente da fare, che sfiga per Eyman che si E ha incazza. fallito una buona occasione da gol. L'impegno per tornare in partita non manca, ma finora non ce l'hanno fatta. Alexandro, regalaci l'assist per la rimonta. Eccolo qua! Non ci credo! Non so chi però qualcuno poteva segnare un bellissimo gol di testa. Apicella. Maurizio. Intervento Alexandro. al limite, ma mi è sembrato regolare. Eyman. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. Qui non è stato sufficientemente preciso nel passaggio. Daniel. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Ho paura che sia andata questa brutta sconfitta inaspettata proprio. Lucas Castro. Però se non segna il Cambia Cume di forza. sempre c'è il rischio di perdere. C'è il fischio dell'arbitro. Ancora. L'arbitro gli si avvicina. Ecco. Può starci il Ecco. cartellino che infatti arriva. Michelotto si incazza. Ciao Ale. Ciao Yoga Bonito. Gioca Daniel. una palla lunga. Barocchino. Appoggia il Barocchino pallone vede largo arma con letale. Daniel. Saranno 4 i minuti di recupero. Eyman la recupera ma non è che la perde, che è piccolino, quindi i contrasti fa fatica il piccolo Eyman. Hanno ottenuto un fallo laterale. Maurizio Michelotto, bell'intervento, non serve più a nulla. Prova il filtrante. Eyman Guy.
Finisce qua. Chievo Verona 2, C'è Venezia il 0. pubblico, si chiude la Brutta, sfida, brutta triplice fischio sconfitta. dell'arbitro. Staranno certamente ripensando a tutte le occasioni costruite e sprecate durante la partita. Fa male perdere, soprattutto quando hai avuto così tante occasioni. Non capisco, non capisco. Quando arriviamo vicino alle coppe non riusciamo a dare la botta. Non siamo pronti, vuol dire. Vai. Migliorano Eyman, Api e Rocco. Si va a Genova contro la Samp. Sì, stasera un sali e scendi continuo, purtroppo. Michelotto squalificato, Alessandro squalificato. Ecco, bene. Lo so, presidente, lo so. Mamma, abbiamo squalificato praticamente tutti. No, Zincaro. Ecco. Mamma mia, oh. Olisbeck va via e torna in forma, è pazzesco. Teniamo Terence. Ancora Darkstar. E vai, andiamo. Grazie Domenico Costa, gentilissimo. Gentilissimo. Faccio Tutti i telespettatori che assisteranno a questa e questo forse incontro. altre Ci siamo due. quasi. Fra poco inizierà la partita. La partita di oggi è tra Sampdoria e Venezia. Un saluto da Fabio Caressi Vai. e da Luca Marchegiani che mi affiancherà per il commento tecnico. Un saluto a te Fabio e a tutti i telespettatori. Spero di assistere a una partita piena di gol e spettacolo. La Picella ci ha detto il nostro presidente, l'ape assassina, Bella palla. che stiamo rischiando un po' la panchina. È occasione persa questa, sbagliata. Anche se siamo secondo me come neopromossa andando benissimo. L'intenzione era molto buona, l'esecuzione un po' meno. Perché per sbagliamo quelle piccole. Ottima pressione. Bravo Ale, su Rocco, no, palla niente. recuperata. E no, niente, è finito in fuorigioco. La difesa è molto alta, ma la trappola del fuorigioco ha funzionato. Il portiere la calcia lontano. Alamos, Ci mette il fisico e conquista il pallone. Zincaro. Eyman Gai bellissimo per il Cume che però ha perso un po' dello smalto iniziale. Dicembre il Cume pensa più ai regali di Natale. Passaggio in avanti. Bravo Mito. Ah sì, il 5-0 in Team Cazzo, è vero, bravo. Pintus. Eyman Gai. Soltanto rimessa laterale qui. Quagliarelli. No. Riconquista la palla. Zincaro. Eyman Gai. Zincaro. Ecco Zapata. Prova il filtrante. Vuole la profondità. Ocio. Attenzione al tiro. Mamma mia Mito. Ciao Bartolucci. Silvestre, che l'allenatore farà scendere in campo dal primo minuto dopo diverse partite. Scusate, è partita la tablet. Ok. Cerca l'uomo là davanti. Veneziano. Cerca Veneziano. spazio. Ottimo disimpegno, la spazza via. Zincaro. Pintus. Pintus c'è. Prova la giocata nello spazio. Rocco, E finito Rocco, il cross. Cume, dai! Tenta il colpo Non ci di credo. testa. Ancora Veneziano, cosa aveva Tiro provato? troppo Peccato, debole. si Ha incazza letto il Cume. benissimo l'azione, capendo dove sarebbe Ciao venuta la Sidolfi, ciao palla, Matteo Sacchi. poi non ha saputo finalizzare. Peccato. Lungo passaggio in avanti. Appoggia il pallone largo con eleganza. Non ha avuto fortuna con il suo Zincaro. suggerimento in profondità. Rocco. Lo spazio per il passaggio l'ha visto. Rocco. Giustamente ci ha provato, Gravità ma zero, non ha toccato Cume. nel modo giusto il pallone. Prova a giocarla dentro dalla distanza. Zapata. Occhio, può andare. Bravissimo. Ah, che sfiga. Api non la prende. Api non la prende, ma c'è C'è Mito. spazio, occhio. Veneziano spondona per Eyman. Ancora Veneziano che la recupera molto bene Eyman. Eyman. Effettua un cross dalla tre quarti. Zincaro.
Dodò E Dudu. prova a saltare il centrocampo. Veneziano. Tocco Prova lui rapido. l'assist, ma Veneziano non è La portato per gli difesa assist. riesce a Heyman. cavarsela in questa occasione. Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate Pallone decisamente morbido meglio. verso la fascia. Bravo Pintus. Poteva essere un contropiede interessante questo. Peccato. Zincaro. Il Cume. Rocco. Intervento al limite, ma mi è sembrato regolare. Fallo è anche piuttosto evidente per la verità. Attenzione all'arbitro che sa il cartellino. Giallo, è giallo. Ora, Piccella te la faccio battere, vuoi sempre tirare, te la faccio battere. Rocco, al volo, bellissimo Rocco! Incredibile su punizione di Apicella. Il portiere non è riuscito a bloccare. Rocco, incredibile, Barocco stava facendo al volo un gol Ha incredibile. avuto un guizzo da grandissimo Mamma attaccante, mia. di quelli che intuiscono prima. Però che belle cosa sta punizioni, per devo accadere. ricordarmi. Si riparte dall'1-0. Questo gol li porta in vantaggio, ma manca ancora Mamma, molto tempo. incredibile il presidente. Che sentenza però il presidente. Oh. Ottima In intervento qualche di modo si copertura. riesce sempre il Ecco presidente. Zapata. Vuole Barocco che profondità. gol, al volo stava segnando un gol che mi ha Ottimo duro stadio, intervento. Ha visto il pericolo No. ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Prova il filtrante. Quagliarella. Mamma mia. Pallone fuori davvero di pochissimo, gran peccato. Che tiro. Il Qui la press palla ha proprio sempre sfiorato il ragione. palo. Apicella si permette questi passaggi Api per Prova la Pintus. giocata Madonna nello che azione in spazio. realtà è venuta fuori. Vai Ale. Pallone in mezzo. Veneziano non ci L'attaccante arriva. riesce a raccogliere il traversone. Dobbiamo stare più continui però Apicella. Api. Ah, peccato. Zapata. Quanto vorremmo tutti il gol di Api. Sono finiti i primi 45 minuti, squadre negli spogliatoi, primo tempo intenso. Marocco. Si è Speriamo che il svegliato secondo ci Marocco il possa Bode. proporre Adesso il ancora di più. Bode. I Bisogna tifosi recuperare e un po' il giocatori Bode. saranno certamente soddisfatti Non di hanno in questo Serie A punteggio. finora disastroso. Ora hanno altri 45 Rocco. minuti per difendere il vantaggio. 1-0 fino a questo momento, Pintus. partita che rimane Pintus. sostanzialmente equilibrata. Nasdaq, purtroppo non c'è nessuno. Il vantaggio di 1-0 non dà nessuna certezza, devono dimenticarsi il gol e continuare a fare il loro gioco, come se fossero ancora Heyman. sullo 0-0. No! Cosa aveva fatto Heyman? Peccato. Zapata. Ancora un ottimo intervento Portiere, di roba Messina. tua. Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno Mito. sfruttate decisamente meglio. Ale. Zapata. Quagliarella. Allarga sulla fascia. Dodò. Michelotto, Come attenzione, pallone. impazzito Michelotto. Attraversa tutta Grazie la Miche, però c'è il gol, Quagliarella incredibile. con una grande giocata. Grazie Michelotto, troppo gentile, però la Sampdoria pareggia proprio in questo Subito momento. gol. Davanti alla porta. Tutto solo. Non poteva sbagliare. Questo è un clamoroso errore di marcatura. Non si può lasciare libero un avversario di fronte alla porta e sperare che non faccia gol. Ai ai ai. Quagliarella. Batte il portiere per la quinta volta in questa stagione. Si ricomincia da una Ah, situazione non è di nostra, parità. vabbè. Sono di nuovo in parità. Sarà interessante vedere se manterranno lo slancio che li ha portati al gol. Bravi, dai Terence. Terence è un po' così, quello che ha sotto gol di testa, La però dai Sampdoria Terence. non sta Eccolo qua, l'ho facendo detto, adesso Terence ci fa il gol. sensate. Cercano di mantenere Come le stava provando il distanze, Fabio, Cume. con prudenza, perché sanno che gli avversari puntano molto sugli inserimenti. Contrasto irregolare e dunque calcio di punizione. Male. La Serie A è difficile, ragazzi. Cerca di mettere un pallone Siamo interessante neopromossi. in aria. Rocco. Vai Terence. Terence. Terence però dovrebbe andare a Prova un destra. traversone c'è poco dalla da tre fare. quarti. Tenta l'affondo sulla destra. Buona la sua progressione. Cioè, bravo anche Prova è fortissimo che a filtrante. sinistra, La però a mette sulla destra da fascia. qualcosa in più. Non c'è fuorigioco, si va. Mette la palla dentro. C'erano diversi compagni pronti là davanti, il cross È però che è stato il- impreciso. Lungo passaggio in avanti. Alexandro bisogna capire perché il Venezia nostro ha patito una rumeno. sconfitta nella partita precedente.
Sconfitta ancora più amara perché No, provare qualcos'altro, se con 2 punte, quello è il problema. C'è proprio quest'asse Adesso Fabio c'è molto movimento che dà sugli problemi. esterni. Eh sì Luca, l'ho notato anch'io, è vero. Credo che stiano provando ad So cosa allargare gli fare. spazi per favorire gli inserimenti al centro o per cercare di mettere palloni pericolosi in mezzo. Perché Alexandro può giocare solo là, quello è il Vuole la problema. profondità. E qui prende chiaramente l'avversario, dunque punizione. Sì, è vero, funzionava, lo so. Molto ambizioso, forse troppo, diciamoci la verità. Era difficile battere il portiere da quella distanza. Abbiamo Daniel. Squadra decimata comunque. È una bella decisione critica. Terence. Grande spirito di sacrificio dell'attaccante che recupera un buon pallone. Gli alti ritmi di gioco e la capacità di ripiegare Rocco quando è sa necessario giocare solo a 2 sono tra le punte, migliori cazzo, qualità Ale. di questo giocatore. Cross in mezzo. Ah, però non vincere Ottimo questa mi dispiace. intervento Pintus dell'attacco. no, era gol! Grande Non ci occasione credo. sprecata. Silvestre cerca di superare la difesa con questo pallone lungo. La Ivy così. Accettato tempestivamente. L'azione poteva Mi diventare dispiace che per davvero Appi è pericolosa. l'ultima prima del prossimo anno. Prova a scavalcare il centrocampo con il passaggio. L'azione era partita bene, non sono riusciti ad arrivare in area però. Quagliarella. Bravo Pintus, dai, vai Gioca una palla l'acuto. lunga. Vogliamo l'acuto, veneziano, Riceve il Rocco. passaggio. Ah, peccato. Ma veneziano la recupera da grandissimo Pintus. Riceve Mencarelli. un interessante. Pintus. Tutta dentro. Veneziano di Sì, tutto testa, bene. gol! No! Tutto bello, ma la conclusione non va a segno. Avevano No. molte opzioni in area di rigore. Questo è il modo di attaccare. Ha provato a ripetersi. È evidente che i compagni si affidino sempre di Non più a ci lui. credo. Questo è il classico uomo squadra. Pallone morbido verso la fascia. Ciao Anci. Prova Ah, a bruttissimo verticalizzare. sto gol che ci siamo mangiati. Vai Eman Gai, portaci per mano Eman. Bravissimo Eman per Daniel. E dopo Daniel sbaglia. Appena entrato, Quagliarella. cazzo, nostri errori però. Zincaro non me lo puoi non ha fischiare dubbi questo. Quasi finita. Eman. Veneziano prova verso il compagno. un passaggio per Rocco. L'arbitro Ancora controlla il Veneziano. cronometro. Veneziano i Palla in passaggi non profondità ce l'ho sulla so fascia. forte. Attenzione, vai Pintus. Mette in mezzo il traversone. Gol! Non ci credo Rocco, non ci credo C'è la Barocco. palla lunga in avanti. Vai all'ultimo respiro perché è più bello vincere alla Palla fine. larga in profondità. Mencarelli fa un bel numero qua. Rocco! Messo fuori dalla Niente difesa. da fare. È tutto. L'arbitro dice che può bastare e fischia la fine della gara. Finisce dunque in parità e a prescindere dal risultato è stata davvero una sfida spettacolare e molto equilibrata. Quando una gara finisce senza vincitori... Ho paura che il modulo era meglio però, Rocco, è un bel problema questo, Barocchino. Capisco perché Barocco deve da giocare bene in due e male da solo. Notte Rocco, speriamo non ci sia polemica nel Rocco Barocco. Però fondamentalmente sì. Sì, questo è vero comunque. Ciao Rocco. Alexandro rotto. Alexandro fuori 3 settimane. Ai 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 ai. Vabbè, un momento no.
Momento no. Momento no. Polemica è ancora in forma. No, Rocco Barocco è anche in forma. Cioè, madonna, che casino. Vediamo così se lo metto Rocco, perché il Kuma, cioè, è vero che da solo si esalta, però. Oh, diamo una chance a Barocco. 3, proviamo, dai. La Picella è morto, però. Anche Darkstar. Ma ne abbiamo più centrali? Porca troia. Vabbè, diamo comunque un turno di riposo ad Api. Mamma mia, si è messi maletto, eh. Benvenuti a tutti. Ci attende una grande partita. Da un momento all'altro i giocatori dovrebbero fare Proviamo un Rocco comparsi perché è sul molto in terreno di forma, gioco. insomma, deve giocare quando uno è così La in partita di forma. oggi è tra Venezia e Atalanta. Vai Pintus. Palla in profondità sulla fascia. Terenz, ecco Terenz a destra, però comunque già si fa sentire. Allontana il pericolo. Cerca la profondità sulla fascia. Terenz. Salta e colpisce il Madonna Rocco, mamma Allontanata mia. senza troppi complimenti. Chissà se il Kuma la poteva buttare Josip dentro, però Ilicic. fatto sta che è un bel tiro di testa, miracolo del portiere, però. Si libera la grande. Poteva Gervasi, essere un Alamos, contropiede interessante questo. Peccato. Daniel, Andrew. Emangai. Michelotto. Terenz. Ottimo dribbling. Micro sbaglia. Alejandro Gomez. Bella palla ad allargare il gioco. E intercetta opportunamente visto che l'azione era pericolosa. Eyman. Terenz. Riceve in ottima posizione. Rocco per Daniel. Bellissimo, fuori di poco. Se la sono cavata per un soffio. Si sono resi pericolosi già due Sì, volte giusto, nel primo Mencarelli. tempo. Vogliono vincere questa partita e si vede. C'è una punta, giochiamo Atalanta Messi, così sfrutta giochiamo meglio tutto il campo comunque. con questi movimenti verso l'esterno degli attaccanti. Sì, Fabio, ma non sono sicuro che sia la cosa migliore da fare. E perché? Beh, perché sacrifichi troppo gli attaccanti, li allontani Mi troppo. no. E c'è il gol dell'Atalanta. Si è Mamma avventato sul mia, pallone e ha messo che dentro. live di merda. Questo è quell'intuito oggi. che ti fa capire prima dove finirà il pallone. È una dote fondamentale in area di rigore. Alejandro Gomez Terenz. porta a casa la terza rete della stagione. Note Dark, Si Terenz. ricomincia dall'1-0. Si sono impegnati e hanno trovato il vantaggio. Ora devono evitare la rimonta degli avversari. Ma Vito, ragazzi, è uscito come esce sempre. Eyman. E va Micro! Fuori di poco. Sì, questa è l'ultima qui. comunque, sì, sì. Che Male tiro. oggi, male, Qui la male, palla male. ha proprio sfiorato il palo. Oggi non gira. E il rinvio arriva direttamente a lui. In verità non si può vincere sempre, soprattutto il primo anno di Serie A. Però non capisco. Attenzione, bravissimo Eyman per Rocco. No, che cazzo fa?
Ho usato io tasto, ma non mi sembra, cazzo, ma Dio Cristo. Vai. Niente, non gira niente giusto, Terence. Prova a giocarla dentro dalla distanza. La Sta mette sulla nervosendo il fascia. Venezia, si vede. Gervasi, Alamos. Queste situazioni in cui Micro, c'è bisogna superiorità al minimo numerica pareggiarla, ma vanno tanto sfruttate minimo. decisamente Daniel Andrew. Grande occasione. Rocco. Può tentare la conclusione. Parazzo. Grande parata dell'estremo difensore. meglio. È incredibile che ci Zincara, hai sia fatto un sembrava gol strano fatto. ma incredibile. Devo cambiare verità, me ne cambio dopo. Eyman. Ci Niente, mette una nessuno pezza. dei nostri, Micro. Da lì Rocco. può concludere. Ma porca puttana. Eyman. Darkstar. Cerca Michelotto. spazio. Palla Terence. larga in profondità. Pintus. Sulla fascia. È libero. Prova il cross tagliato. Michelotto! Conclusione aerea. Ha fallito una clamorosa occasione. Un errore che a questi livelli di solito non si fa. Era lì, a 2 passi dal bersaglio. Che amaro Toglie il rinvio e finale. fa sulla palla. Josip Ilicic. Micro. Non ha avuto Cazzo. fortuna con il suo suggerimento in profondità. Buona l'intenzione del passaggio, ma non l'ha Eyman. calibrato bene e per gli avversari non è stato difficile fermare l'azione. Rocco. Petagna. Paul. Si allunga e trova la palla. Eyman. Provano a ripartire da dietro. Ho paura che nella prossima live dovrò fare scelte forti, ve lo dico già. Vi preparo già. Vuole la profondità e trova bene il Attenzione, compagno. attenzione, mamma È mia. un grande riflesso qui. Perfetta la parata. Qui è stato bravissimo, questa è una grande parata. Mamma mia. Saranno scelte forti nella prossima live. Sicuro qui l'intervento del portiere. Josip Rocco, per Ilicic. quanto ha fatto le sue azioni, ed è tutto in forma. Il Cume, De Roon. se il Cume non segna, Bella serie però di passaggi. manca qualcosa. Mi dispiace E dirlo. trova il compagno. Può colpire. E si chiudono i primi 45 minuti di gioco, tutti a prendere un tè caldo. Mi sembra che manchi loro un po' di dovrò- cattiveria, ci specialmente penserò nel bene, ma reparto qualcosa in offensivo. mente- Non sarei sorpreso di vedere un paio di cambi nel secondo tempo. Ci sarà qualche scelta forte. E si ricomincia a giocare. Il Venezia ha ancora un tempo davanti, nulla è perduto, ma deve assolutamente Mamma mia, affrontare che questo triste secondo che tempo sono, con ragazzi, un approccio scusate, ma non completamente capisco diverso perché siamo e calati prendere in così. mano la partita fin dal primo minuto della ripresa. Michelotto, buono. Poi ci mettiamo il cuore, però, perché sennò te a fare in culo tutti, Cioè, dai, La palla cazzo, viene su! avanti. Che il Pallone mister è un po' intercettato incazzato al tempestivamente. Gervasi. L'azione Michelotto e poteva Mito. diventare davvero pericolosa. Madonna, Mito cosa ha fatto, Buona l'azione cazzo? sulla destra, vediamo come evolve. Mamma mia, Mito, Ottimo. bel passaggio. L'arbitro Fallo non ha su dubbi, Terence. calcio di punizione. Attenzione all'arbitro che sa il cartellino. Ha ammonito il Papo. Giallo, è giallo. Michelotto. Mangai, bravi. Ah, di poco. Micro. Cerca di superare la difesa con questo pallone lungo. Gervasi, C'è un roba bel tua, pallone in Gerva. profondità. Alamos. Micro. Ci mette Bravo, il fisico Micro, e Eyman. conquista il pallone. Bravo Eyman Sulla per destra. Terence. Cerca spazio. Veneziano. Prova la giocata Bellissima, nello spazio. peccato. Ma manca Terence in live. Pericolo sventato E manca per la Pereira. bamba. Notte, Mago. Eyman. Allarga sulla fascia. Da fare, che male che giochiamo.
E il portiere controlla senza problemi. Prova un traversone dalla tre quarti. Terence. È evidente che non vogliono concedergli neanche un po' di spazio. No, non mi man. sorprende, i problemi vanno affrontati sul nascere. Fallo Fallo su calcio di Eman. punizione. Vedremo se troveranno la porta con questa Pintus. punizione. Michelotto. Alejandro Gomez la mette in mezzo da lontano. Si spinge in avanti, vediamo cosa inventa. Gervasi. Mamma mia. Darkstar. Tocco morbido. Prova a lanciare il Kuma, ma La difesa riesce a difficilissimo. cavarsela Terence. in questa occasione. Bravissimo. Cerca Terence, di forse può sfruttare prolungare meglio. lo spazio sulla Pintus. fascia. La ridà a La Terence. crossa in mezzo. In scivolata veneziano. E Fuori. corner. E ora vediamo se riusciranno ad approfittare di questo corner. No, Darkstar che batte, però è avere la raffarina. Sicuro qui il portiere nell'intervento. Cerca la profondità. Petagna. Dai, Ancora cazzo, fuori dai. Grande azione Guarda, personale. fa quello che vuole Petagna, la merda umana, dai. Cerca spazio. Niente, stiamo sbagliando. Tutto quello che possiamo sbagliare lo stiamo sbagliando. Gervasi. Effettua un cross dalla tre quarti. Ok. No, lo fare così allora. Vai. No, cazzo, per mettere pausa. Cristante. La mette Tutto in male, mezzo. tutto male. Mi proprio una cosa un po' improbabile. Ilicic. Paul. Michelotto. Per Daniel. No, Daniel, no, Poteva così. essere un contropiede interessante questo, peccato. Alejandro Gomez Terence. ha già segnato in questa partita. Terence. Bell'intervento. Qui recupero Terence prima di Dice che uscire. non è Terence fallo. vuole dare prova che ancora c'è. Grande Terence. Dai Terence, illuminaci cazzo, sono queste le nostre azioni. Gol! Rete Gol! importantissima. Non c'è niente da fare anche quando Terence fa schifo. Gli basta un cross per ricambiare tutto. Terence a destra ormai sarà quasi sicuro. Questa può essere la prima anticipazione. Niente da fare per la Troppo difesa. decisivo a Ha destra, provato in Terence. tutti i modi ad arginarlo, senza successo però. È un pessimo cliente per qualsiasi difesa. L'ha appena Mamma dimostrato. mia, Hanno grandissimo. provato a ostacolarlo in tutti i modi. Il Kume la Lui mette, si è ma liberato di Terence è troppo prepotenza. decisivo a destra. Gran gol. Alice Beck, buono questo per Yoga Bonito. Perfetta parità dunque. Dai che non La è finito un domanda è, cazzo. ora Dai che non è riusciranno finito a un cazzo. tenere Alamos, avanti Alamos e quello che fa i vincere? cross perfetti proprio quando servono. Sì, C'è sì, sì, sì. E Bencarelli la mette Sono di nuovo in ancora. vantaggio. Ma grande Alamos. Vaffanculo, vaffanculo e vaffanculo. Cross perfetto. Non poteva sbagliare. C'era scritto basta spingere. E vaffanculo il Ha colpito ragioniere l'ha bene, con perfetta messa. coordinazione, gran colpo di testa. E ha avuto subito un grande impatto sul E gol. vaffanculo, Come è entrato vaffanculo. in partita. E facciamo È anche stato un l'ultima. cambio veramente azzeccato. Facciamo anche un'altra perché vuole giocare, cazzo. E così hanno completato la rimonta. Adesso devono In 2 solo minuti. gestire la Ci stiamo situazione. calmi però. Palla giocata alta sulla fascia. La gioca No. bassa. Da lì può segnare. No, 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 no. Se ne va. No. Grande Alamos. Non so se Cerca di ancora mettere un il pallone gatto Alamos. interessante in aria. Ma che giocatore Venezia Alamos. deve resistere ancora qualche istante. Volei Mangai. Mencarelli, peccato. E l'arbitro aggiunge ulteriore recupero. Grande Menca, anche Menca sta salendo. Il geometra sale. Pintus, Nasdaq. discesa sulla Nasdaq. 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 Pallone in mezzo. Boh, no, non mi era lo puoi male, sbagliare brava la questo. difesa in questa situazione. Prova a saltare il centrocampo. Yes, e silenzio. Eccolo il triplice fischio.
Il fischio Che che vittoria, determina la fine 1-2 della gara. Altri magari si sarebbero micidiale. disuniti. Siamo ancora Ma loro vivi, no. cazzo. Hanno Siamo dimostrato di non ancora mollare mai. vivi. Hanno avuto grande lucidità e alla fine il risultato è positivo. Migliore in campo, Erano veneziano, partiti male, ma hanno Mencarelli. reagito alla grande e portato a casa il risultato. Porca troia. Vittoria pesante, siamo decimi, chiudiamo con l'ultima partita. Grande Alamos, non so se c'è. Adesso cambiamo anche i risultati, cambiamo anche i cosi, perché, i tiratori. Ueda, bell'uomo. Sì, vittoria soffertissima, ma è arrivata. Grande Mencarelli. No, 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 no. Si chiude Genoa-Venezia, ultima di andata. Giustissimo, perfetto, proprio come la realtà. Così chiudiamo prima delle feste col girone d'andata. Ok. Possiamo ritirare tanto a Paul, che è il più basso, che ha poco senso. Api 85, ragazzi, sì, Api, una roba micidiale. Micidiale. Incredibile, cazzo, non pensavo il più forte Api. Non pensavo proprio così tanto, no, onestamente. Mencarelli merita. Però anche, vabbè, lo possiamo fare così, sì. Mencarelli merita di giocare. Michelotto, Zincaro. Ok. Vai, final match. La nazionale con lo Zoccolo 2. Beh, ma se mi convocano, se posso fare sia Venezia che Italia, convoco quelli che se lo meritano della squadra Un caloroso del benvenuto a Venezia. tutti. Ci siamo Assolutamente. quasi. I giocatori dovrebbero uscire dal tunnel degli spogliatoi da un momento all'altro. Se è possibile. La partita di oggi Però è non tra convoco Genoa tutti, solo e quelli che Venezia. meritano. Questo sì, però, in nazionale sì. E questa partita segna il giro di boa della stagione. Siamo esattamente Terence. infatti a metà campionato. No. Prova il filtrante. No, bello, bello. Michelotto. Mencarelli. Michelotto in questa live comunque è meglio rispetto alle giornate precedenti, dai, almeno non fa errori, fa il suo, fa il compitino ma lo fa bene. Michelotto. Mangai. Allarga sulla fascia. Bravissimo per Spazio Terence. sulla fascia. Palla in mezzo. Come c'erano dei Ottimo cambi, intervento che allontana. mamma mia, ma chi è sempre Fuori Zincaro? poco sfortunati qui. Impressionante, Zincaro ha delle Non mine è da stata fuori, una della brutta Steven conclusione, ma da quella Gerrard. distanza le probabilità di Mangai. segnare sono meno di 0. Terence. La difesa fa il suo, allontana la palla. Darkstar. Mike Lauto. Cercano un modo per far breccia nella difesa avversaria. Mangai. Per Mangai. concludere. Madonna, Mangai. È stato sfortunato oggi, ma che Mangai, mi hai preso in mano le redini Un'autentica parata comunque, d'istinto Mangai. questa. Mangai. C'è il Terence! Ecco il gol! Grande assist di Gol! Mangai. Oh. E segnano il primo gol del Ole. C'è niente da fare, con sto modulo si Un gioca bel meglio. calcio d'angolo e un perfetto colpo di testa. Ha colpito bene, con perfetta coordinazione, gran colpo di testa.
e passano in vantaggio. Sono partiti fortissimo. Alamos. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. Zincaro, Buona Alamos. l'intenzione del passaggio, ma non l'ha calibrato bene e per gli avversari non è Alamos. stato difficile fermare l'azione. Emangai. Emangai. Palladino la mette in mezzo da lontano. C'è l'opportunità per il contropiede. Si libera la grande. Sulla destra. Cerca Occhio. spazio. Cross in arrivo. Grande Api. Michelotto. Maurizio Michelotto. La storia su Polevangai Channel. La storia di un uomo prima dal niente, poi il Il tutto. Genoa Questo è non ha fatto Michelotto. bene nell'ultimo turno. Vai. A finire sul banco degli imputati è stato soprattutto il tecnico. Sì, l'allenatore non si è tirato indietro, ci ha messo la faccia. Nel post partita si è assunto tutte le responsabilità. È Occhio. innegabile che il risultato sia stato condizionato anche e soprattutto dalle sue Polevangai. scelte tattiche. Bellissimo per il veneziano, peccato. Comunque veneziano un po' in calo, Passa via prontamente. Un po' in calo veneziano comunque con i gol, ma d'altronde era anche ovvio, se no facevo 63 gol a stagione. Cioè. Pintus, bravo Passaggio in Pintus. Se ne va. La palla entra in aria. Allontana il pericolo. Terence dove lo metti gioca bene comunque. Quando è un po' in Non forma si può dire Terence certo è che questo fosse devastante. un cross da manuale, anzi tutt'altro. Bella palla ad allargare il gioco. C'è la palla filtrante. Ah, brutto errore qua. Questo è No. fallo, non ha dubbi l'arbitro. Bravo Non mi Miche, aspettavo che bellissimo passasse da così Michelotto lontano. Ci è del mancato treno davvero giamaicano. poco. L'Axalt. Passaggio sulla destra. Palladino. Occhio. Cerca di sfruttare lo spazio sulla fascia. Cross di Bertolacci. Stiamo un po' soffrendo adesso, Ha eh. fallito una clamorosa occasione. Un contropiede molto ben gestito, ma la conclusione è stata deludente. Lungo passaggio in Pintus. avanti. Pintus per Mencarelli. La mette dentro. Anche il geometra sta migliorando. Chiede scusa ai compagni. Questa palla non l'ha certo gestita nel migliore dei modi. Sceglie il lancio lungo. E intercetta opportunamente, visto che l'azione era Zincaro. pericolosa. Poi la Va Mangai. via di forza. Veneziano prova un cross improbabile, infatti. Rapido qui il difensore. Ferma il cross ma concede l'angolo. Ok, presidente. Devono sfruttare questo Ehi, lancio Mangai. d'angolo. Salta e colpisce di Oh, testa. peccato. Un'ottima opportunità che poteva anche portare al gol. Conclusione fuori di un soffio, peccato per lui, il tentativo era ottimo. Ed è andato vicino a una nuova segnatura. È un giocatore che si rivela pericoloso Michelotto, ogni bravo volta Michel, la che prende tocca lui. il pallone. Man. Il Vuole cumula da lancio proprio filtrante. Maurizio. Cosa fa Maurizio? Deve tirare. Gulliver c'entra qualcosa di Perso un pallone impossibile. sanguinoso. Per poco non pagavano con il gol. L'allenatore non mi sembra molto contento di questa giocata. D'altra parte era stato bravo a crearsi l'occasione, doveva sfruttarla meglio. Ma di testa fa una cosa senza senso logico, Però infatti è fuori gioco. che ci sia fuori gioco sia così. Però il gol di Michelotto è storia. Da lui può Occhio. concludere. Bravissimi. Ha provato l'azione individuale senza successo. Vai Mencarelli. Mencarelli ha molto spazio. Buona Mencarelli. azione sulla destra. Mencarelli Vediamo ha come volte. moltissimo spazio. Grande Menca, grande Menca. Crossa il pallone a centro. Mamma mia. Occhio al tiro. No, Perfetta la Zincaro. Beh, qui il portiere ha tirato sulla Mamma saracinesca. Zincaro, peccato. palla. Arbitro che fischia la fine della prima frazione di gioco. Hanno mostrato sprazzi di buon calcio e sono riusciti ad andare in vantaggio. Dovranno mantenere questo ritmo nella ripresa. 1-0 fino a questo momento, partita che rimane Vai. sostanzialmente equilibrata. Il Venezia è in vantaggio di misura. 1-0 il Mencarelli. punteggio. Palla in profondità sulla fascia. Cross Pintus. in arrivo. Veneziano, mamma mia. E la palla viene respinta. Michelotto. Il Venezia ha vinto la scorsa partita, anche se bisogna dire che è stato Come? un match equilibrato in cui la squadra ha faticato non No, poco. come i per cross portare a casa il però. risultato. No, Api, scusa, Api, cazzo, anche Api, però sempre avanti Api. Pole Mangai.
Ciao Francesco Mauro, certo che posso. Andrea Bertolacci. Sì, la forma è fondamentale, no? Importante. Ancora un ottimo intervento. Mangai, bravissimo. Michelotto, finalmente è tornato il Michelotto dei tempi dell'altro anno. Pintus ancora, madonna. No, l'hanno lisciata tutti, grande anche Heyman. C'è solo una lotta dolente oggi a livello di giocatori. Come puntaggi potevano fare meglio anche altre partite, però il nostro rumeno, boh, partito bene, poi di nuovo perso. Ancora un giocatore da valutare. È vero che anche Agi era più forte nei tornei di breve durata perché era incostante, però tu sei l'evoluzione di Agi. No, la beffa atroce però, bravi. Michelotto, grandissimo Michelotto, appoggio da campione. Heyman un po' beffardo qui, Heyman. Veneziano, così si toglie come. Ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Entra il bode. C'è anche Rocco in forma, però Rocco ha unica punta proprio non mi piace. Adesso Fabio c'è molto movimento sugli esterni. Eh sì Luca, l'ho notato anch'io, è vero. Credo che stiano provando ad allargare gli spazi per favorire gli inserimenti al centro. Attenzione, per cercare Michelotto. di mettere palloni pericolosi in mezzo. Michelotto, vuole ripetere una cosa incredibile. Michelotto, mamma mia! Sicuramente non una parata semplice. Mamma mia, Michelotto, lo so Alexandro, lo so. Heyman. Terence, no. Pallone fuori davvero di pochissimo, gran peccato. Ci è andato molto vicino, un tiro ottimo. E poteva segnare anche stavolta. È evidente che i compagni si Michelotto è tornato, Michelotto is back. Sono cazzi, Se torna Michelotto, sono cazzi. Tutto bene fino però all'ultimo passaggio. Al centro c'è sempre meno spazio, bisogna essere precisi e veloci nel passaggio. E trova bene il compagno. No, adesso non la beffa. Bertolacci non riesce a convertire il cross in rete. Avevano sì, molte con Zincaro, ma è inamovibile Zincaro, è attaccare. uno degli inamovibili in questo momento Zincaro. Vedi, è così le stagioni. No! Di testa. Sì, presidente, chiudiamo. Il presidente ha dato un ordine. Il portiere è rimasto immobile, ma per sua fortuna il tiro era fuori bersaglio. Zincaro. Mi sembra che abbiano deciso Maurizio di Michelotto. Guarda Michelotto, guardate quest'uomo, è tornato! E grande assist per il Bode, non ci credo. Grande Bode. No, qua ha sbagliato però. Doveva passare. Proprio per non correre il rischio di farsi superare con le giocate in profondità o addirittura nell'1 contro 1. No, che buco. Che buco di merda. Il pallonetto. Si coordina per il tiro. Il pallone filtrante, non è riuscito però a concretizzare. Ha dimostrato una grande visione di gioco, un passaggio fatto con il contagiri. Apicella, Pintus. Prova il filtrante. Vai Mencarelli. Mencarelli da solo. Mencarelli, Heyman, non ci credo. Manca solo il gol Heyman. Prestazione da incorniciare per Heyman. Scodella il cross. Bode, gol, autogol. Vaffanculo, 2-0, ciao. Lo so. Sfortuna. Può succedere. Però arriva 2-0, meno male. Grande Mencarelli. Anche, ragazzi, c'è un grosso ingorgo sulle fasce adesso. Se anche il geometra comincia a giocare, sono dolori. Bode. È entrato bene comunque il Bode. Palla larga in Mencarelli. Sulla fascia, è libero. Pallone in mezzo. Heyman di testa, si è messo Heyman di testa, ragazzi. L'ultimo tocco è stato dell'attaccante, sì, sarà solo rimesso da fondo. Prova a scavalcare il centrocampo con il passaggio. Che chiudiamo bene la live. Vuole la profondità. Può cercare il taglio in mezzo. Se ne va. Ocio. Bravo Mito. Ma doveva metterla dentro qui. Una grande occasione di tornare in partita. Apicello. La loro delusione è comprensibile. L'Ape assassina. Fallaccio forse su Api. Calcio di punizione. L'arbitro va comunque a dire due parole.
Mencarelli. È stato un brivido per la squadra, ma si è fatto trovare pronto. Bode, altro con l'anticipo. recupero. Mamma mia, Bode recupera C'è spazio tutte. per calciare. Cerca il cross Eyman in è mezzo. per di testa, Eyman. Pallone verso l'area di rigore, ma nessuno è riuscito ad arrivare. Rodriguez. Coprono bene e alla fine Gioca riescono meglio il anche a Bode, spezzare comunica la punta. manovra degli Rocco ha questo avversari, grosso chiudendo loro la limite, porta in Rocco. faccia. Il Bode. Il portiere la calcia lontano. Bell'anticipo. Madonna, prende lo Maurizio. sventato. Maurizio è tornato. So cazzi, se torna Maurizio. Cerca di superare la difesa con questo pallone lungo. Palla allontanata senza troppi complimenti. Michelotto. Finisce qua. E Genoa l'arbitro 0, dice che può Venezia 2. bastare. Grandi, Hanno lottato grandi, dal primo grandi. all'ultimo minuto e hanno conquistato una grande vittoria. Hanno sempre mantenuto la giusta concentrazione. Ora sì che possono Buonissimo, godersi questo buonissimo, trionfo. Una partita buonissimo. vivace, Con Eyman in cui addirittura non sono man of mancate the le match, occasioni da Eyman. gol. Man of the Entrambe le match, squadre ce Eyman. l'hanno Il messa man of tutta the per avere la match. meglio sugli avversari. Eyman è rinato veramente. Eyman si può dire tranquillamente che è rinato. Siamo decimi a 2 punti dall'Europa League. Si fa pesante il distacco accumulato del Palermo. E godiamo. Ciao Palermo, ciao Palermo. Anche il Cagliari messo male. No, proprio adesso arriva il Bode che è finita la live. Che ha fatto anche una buona partita. Barocco migliora, ma da unica punta, purtroppo. E arriviamo in chiusura, ragazzi. Che dire, dai, siamo a 2 punti dall'Europa League. Veneziano ancora capocannoniere, per quanto ha fatto una seconda parte non proprio devastante. Salviamo. E niente, ragazzi, adesso non so quando ci beccheremo perché ho parecchi giorni impegnato con le feste e tutto quanto, però appena possibile c'era una live. Dopo invece faremo gli auguri di Natale sia in chat che credo farò un solito video per il buon Natale. E niente, ragazzi, dai, alla fine dai, abbiamo recuperato i punti persi col Chievo e con la Sampdoria. E un notte a tutti, faccio come si dice, un buon viaggio ad Api, il nostro presidente. Mi raccomando, cerca di portare nuovi fondi di investimento anche da Londra, per piacere. E complimenti a tutti, quasi tutti bene, alla fine tutti hanno fatto buone prestazioni. E niente, raga, ripeto, non faccio le auguri adesso perché ce li spariamo proprio nei giorni giusti, tanto ci sentiamo. Niente, raga, saluto il comandante veneziano, saluto il Bolde che purtroppo è appena arrivato. Ci sentiamo su Telecaz. Notte a tutti. Viva il Venezia, viva il nostro zoccolo duro. Ciao! Ragazzi, ma Eyman quanto è bravo a dire, ma questa è un'altra storia. Ciao.